Allora Davide, qui siamo verso la conclusione della nostra gita odierna e vogliamo avere una tua opinione di come sono andate le cose oggi. Beh, oggi davvero sono rimasto contento della compagnia vostra, mi sono trovato benissimo, faccio i complimenti anche al pilota che ha guidato molto bene e speriamo di fare, secondo me che è l'ultima uscita che faremo, ma speriamo di fare molte altre uscite insieme con voi, perché ci tengo molto a venire via con voi. Ti ringrazio Davide, sei stato molto esaustivo, però vogliamo sapere anche un'altra cosa. Oggi abbiamo fatto delle belle escursioni nelle isole, siamo fermati a Malamoco, siamo andati fino a Chioggia. Hai visto qualcosa di nuovo nella nostra gita? Sì, ho visto la chiesa dove ho espresso un desiderio. Bravo, sì. Che è una cosa molto importante che condividerò anche con i miei parenti. Bravo Davide. Davvero è stata una bellissima esperienza. Perfetto. La porterò nel mio cuore. Grazie Davide, veramente bravo. E come ultimo ti chiedo, abbiamo mangiato bene oggi? Guarda, benissimo, e chiedo a tutti quanti un applauso ai cuochi. Adesso vado col microfono a chiederlo a tutti, mi fa piacere che abbiamo mangiato anche bene. Grazie Davide. E Davide Benedetti assieme a papà Bernardino Benedetti sono qui con noi a Sveglia Veneti per raccontare questa incredibile storia di questo ragazzo che ce la sta mettendo tutta proprio per cercare di fare le cose che fanno gli altri, di essere normale come gli altri, di fare le stesse cose, viaggiare, lavorare, vivere la quotidianità. Perciò io ringrazio Davide Benedetti, che è un caro amico della Mirella, ringrazio papà Bernardino Benedetti, che ha permesso a Mirella di andare via con suo figlio, ecco, senza nessun altro, vero? A parte i nostri amici diversamente giovani che avevamo, però essere libero. Tanto è vero che Davide quel giorno si chiamava Davide di cognome e Davide di nome, libero di cognome. Allora Davide, grazie di essere qui. Cosa vuoi dire? Cosa è stata per te questa gita, questa giornata senza familiari, senza accompagnatori, senza nessuno, solo con le persone? Prego. Guarda, veramente sono stato contentissimo anche di aver conosciuto nuove persone, perché non è da tutti, perché lo so che anche come vedo nelle circostanze di tutti questi giorni, davvero non è una gita che si possa fare, è una bellissima gita che abbiamo fatto e veramente sono stato contento di aver passato veramente in compagnia, stare senza di nessuno, è la cosa più bella che ci possa essere. Caro il nostro Davide. Ascolta Davide, quanto importante è conoscere persone nuove per te, andare su ambienti diversi, cercare di vedere la vita in una prospettiva diversa? Cosa vuol dire? Cioè, vuol dire che quando ho fatto anche l'intervista a delle persone nuove, che per me giustamente io lo vedo perché non tante persone la pensano come me. Cioè, questa gita è stata per me quello che anch'io sono rimasto contento e lo vedo perché giustamente mi sento bene in compagnia con gli altri e quindi ho conosciuto anche diverse persone che avevano voglia anche di interagire con me e quindi davvero è più bello condividere esperienze nuove che abbiamo fatto e quindi speriamo di fare molte altre di queste esperienze che veramente fanno stare bene, fanno stare bene perché davvero
sono importanti. Sono importanti. Ascolta Davide, tu sei anche diplomato su questa scuola che tu hai fatto, l'alberghiero, perciò hai il diploma dell'alberghiero. Hai iniziato anche a lavorare, finalmente, dice Mirella, qualcuno si è accorto che questi ragazzi hanno le stesse possibilità degli altri. Cosa vuol dire per te essere inserito anche nel lavoro, Davide? Beh, è una cosa molto importante per il lavoro, perché secondo me la mia occupazione è quella che io ho sempre desiderato avere. E vorrei anche aggiungere, se mi permetti, che vorrei che quello che ho fatto io, non tutti lo fanno, perché vedo anche tante guerre che stanno sanguinando il mondo e vorrei che ci fosse questa riuscita di risoluzione di pace, perché io giustamente ho fatto tante belle cose, tante belle esperienze, ma non tutti fanno come mi ho fatto io. Una cosa che io noto in queste persone diversamente agili, come li chiama Mirella, è che pensano sempre agli altri. Ecco, la prima cosa che loro fanno, il papà Bernardino si sta già emozionando, avete visto? È emozionato, ma penso sia normale, anzi delle lacrime di felicità sono bellissime lacrime da vedere, e quello che dice Davide dovrebbe far riflettere qualcuno, soprattutto dare la possibilità a questi ragazzi di essere inseriti nel lavoro, poi di avere una vita normale, relazionarsi, ma siamo troppo divisi tra associazioni, non riusciamo a capire che forse l'unione, la forza di metterci assieme, potremmo dare la possibilità anche a questi ragazzi, oltre al lavoro che dovrebbe essere obbligato nella legge, c'è che devono essere assunti. Ma come dicono i sindacati, i numeri mancano, non ci sono, fanno i colloqui ma poi non vengono presi, i numeri sono numeri, non possono dire che sto dicendo una cosa diversa. Avete sentito i sindacati che sono venuti qui da me? I numeri non tornano, allora devono rimanere là, in queste strutture, fare quelle cose che fanno tutti i giorni sempre le stesse. Invece io penso che questi ragazzi, una volta imparato, dovrebbero, naturalmente accompagnati, e c'è la possibilità di farlo, all'interno di queste aziende che li assumono. Sentiamo, abbiamo Ivano Giuliatto, è una persona che aveva voglia questa mattina di interloquire con papà Bernardino Benedetti, perché anche lui ha conosciuto una persona e dice non si può andare avanti così, dobbiamo unire le forze. Ciao Giuliano, prego. Buongiorno Mirella, buongiorno. Mi fa piacere poter partecipare a questa trasmissione dove sto sentendo e ho sentito Davide parlare, che mi ha un po' emozionato perché ha dimostrato di saper parlare, di sapersi farsi coinvolgere, diciamo, nelle attività che le vengono proposte. E la mia storia, diciamo non la mia storia perché io la vivo di riflesso, è la storia di una disabile di 50 anni, è una persona che la separa un velo molto sottile dalla normalità, quindi è leggermente disabile, è piena di voglia di vivere, è piena di voglia di partecipare un po' a tutto, però purtroppo da quando è venuto a mancare il papà, circa 2 anni e mezzo fa, è stata trasferita in una comunità dove io non voglio criticare perché la critica è facile, bisogna essere dentro, capire, sapere. Io i disabili per il passato li ho frequentati per parecchio tempo, conducevo il pullman che li portavo a fare tante gite, quindi ho toccato questo mondo di persone diversamente abili. È un mondo molto particolare che però chi ci entra dentro rimane coinvolto, almeno nel mio caso, molto positivamente e umanamente, perché sono persone che noi non lo sappiamo ma hanno delle qualità nascoste che però vanno sviluppate, dobbiamo dar loro le motivazioni per migliorare, perché hanno la possibilità di migliorare, ce le hanno, però a volte entrano in una comunità dove gli operatori pensano soltanto a fare il loro lavoro, che il loro lavoro è quello di gestire questi soggetti, però
purtroppo chi è al di sopra di questi operatori non sviluppano attenzioni nei loro confronti per poterli rendere al meglio le loro qualità nascoste. Quindi abbiamo praticamente come posso dire, un parcheggio, perché a certe volte non in tutte le comunità diventa un parcheggio dove questi ragazzi, questi soggetti vengono parcheggiati, però non viene fatto fare a loro nulla, cioè non gli danno nessun interesse della vita. Sono lì, mangiano, dormono, non c'è nessuna partecipazione o compartecipazione ad attività particolari. Nel caso specifico di questa donna di 50 anni, che è una donna che, le ripeto, Mirella, la separa un velo molto sottile dalla normalità, però questo non viene considerato nella sua comunità. Oltretutto, da quando è entrata in questa comunità, vive praticamente una situazione di assoluta separazione dalla civiltà, dalla quotidianità, perché lei vive in questa comunità, mangia, dorme e va al lavoro, basta. Non ha nessuna libertà. Io non sono un suo familiare, però sono più di 30 anni che la conosco, che la seguo, che so tante cose di lei che ovviamente non le posso dire perché sono cose molto personali, molto particolari, che però mi ha fatto capire che ha passato una vita, diciamo, un po' ristretta, non l'hanno fatta crescere. Lei è una persona intelligente, se dico intelligente ovviamente è un'intelligenza che rimane chiusa dentro la sua personalità, la sua voglia di fare, perché non le viene data la possibilità di svilupparsi. E purtroppo io la seguo, ma non mi viene data la possibilità sia dal suo tutore che sembra, lo dico fra virgolette, dal giudice tutelare, dove praticamente l'ha condannata ad una clausura dove c'è soltanto comunità e lavoro. Basta. Grazie Giuliano, stai in linea Giuliano, rimani con noi per cortesia, non lasciare il telefono perché abbiamo la telefonica con lui, so che c'è anche Rinaldo che sta scalpitando, ma sono storie che vanno ascoltate, vanno sentite. Allora Bernardino, cosa vuoi dire a questo uomo che sta vivendo forse in parte quello che hai vissuto e stai vivendo anche tu, il dopo di noi, cosa ci sarà, questa donna che ha perso il padre e il dopo di noi dov'è? Prego Bernardino. È il problema di tutte le persone con disabilità, questo è un problema generalizzato per tutti, dopo dipende da più o meno il grado di disabilità che c'è. Comunque finita la scuola i ragazzi entrano in una specie di limbo, perché finché sono a scuola hanno dei compagni, non sono amici, pochi sono amici, no? Hanno i compagni e con i quali hanno una piccola relazione, c'è l'insegnante di sostegno, in qualche maniera la giornata passa in qualche maniera, perché stanno via 4-5 ore, 6, insomma, quindi stanno nel mondo all'infuori, diciamo, della famiglia che c'è di solito, insomma. Il problema sorge quando è finita la scuola. Finita la scuola i ragazzi fanno dei percorsi, parlo di quello che ho fatto io con mio figlio, che è quello di fare i percorsi prelavorativi, ci sono 2 o 3 linee, linea A, linea B, e dopo se decidono che sono in grado di poter fare qualche lavoretto, vengono presi in carico dal SIL, che è il sostegno al lavoro disabilità, che dovrebbe occuparsi di trovare dei posti di lavoro adatti a loro. I problemi sono duplici, primo perché diciamo che la struttura del SIL secondo me è sottodimensionata rispetto a quelle che sarebbero le esigenze che servono. Seconda cosa, ci sono delle aziende che bisogna fare una campagna sociale nella quale si fa capire alle persone che le persone con disabilità hanno un valore aggiunto anche per l'azienda dove dovessero un domani andare a lavorare, che permetterebbe anche all'ambiente di lavoro dove loro operano di creare un ambiente talmente, è come quando c'è la squadra di calcio, se la squadra di calcio va tutta d'accordo vince il campionato, ma le stesse persone che invece non andrebbero d'accordo la perderebbero sempre. Loro fanno in maniera che queste persone facciano vincere la squadra nella quale operano. Però per capire questa roba qua noi siamo abbastanza culturalmente un po', non so da cosa dipende, siamo un po' bigotti, siamo un po',
guardiamo esclusivamente il profitto dal punto di vista economico, dovremmo guardare il profitto dal punto di vista generale, perché l'economico funziona se la persona che lo vive è serena, è tranquilla, vive bene, insomma se vive bene tutto quanto procede bene. Bisognerebbe fare in maniera di fare una campagna per cercare di creare l'ambiente in cui queste persone possono vivere in maniera come tutti gli altri, insomma, in maniera coerente con quello che dice la Costituzione, tra le altre cose, perché se dovessimo mettere in pratica la Costituzione saremmo fuori parecchio. Ma ci fosse solo quello, c'è anche il problema dell'affettività e della sessualità in queste persone, che non è una cosa da poco. Perché se tu hai delle relazioni, vivi in un certo modo. Se queste relazioni non le hai, ti chiudi in te stesso, vieni messo in posti dove vengono creati dei ghetti sostanzialmente, quindi la persona che dovrebbe invece essere a contatto con le altre per poter crescere ha un decadimento cognitivo generalizzato. Tutte queste persone vanno sempre peggiorando la loro condizione anche di apprendimento e tutte le cose funzionano sempre peggio. Davide, cosa vuoi aggiungere a quello che abbiamo sentito? Tuo papà sta cercando di far capire l'importanza dell'inserimento. È quello, Bernardino, che avevo cercato di fare io a Villa Margherita. Questa villa bellissima, abbandonata, noi l'avevamo aperta con i nostri volontari, tante associazioni all'interno, proprio per dare la possibilità a questi ragazzi di vivere una quotidianità diversa, di incontrarsi, come dice Davide, con persone diverse, non con i soliti. Il sindaco Conte aveva promesso che non l'avrebbe più chiusa. In 224 ci hanno mandato via come fossimo dei ladri, perché c'era qualcosa che non era a norma. Era 4 anni che eravamo là, avevamo anche impiegato economicamente, ci eravamo esposti, poi qualcuno all'improvviso ha detto bisognava mettere a norma cosa? Nessuno ha risposto, nessuno ci ha detto niente, venivano da Mestre, questi amici cari che abbiamo, e ringrazio sempre questa Presidente veramente che dava la possibilità a quei pulmini di arrivare, di scambiarsi, di fare le colazioni assieme. Qualcuno dava fastidio. Dalla Regione non si è fatto sentire nessuno, anche se una rappresentante importante del territorio aveva detto ma quei fondi del PNRR mettiamo a posto, diamo la possibilità, un progetto bellissimo, ci hanno eliminato. Davide, cosa vuoi aggiungere? No, concordo per quello che ha detto anche a lui, perché anche lui ha fatto la vita, anche lui l'ha fatta come me, perché non è facile, capisco quello che ve l'ha detto, quello che anche lui ha detto, quello che abbiamo ascoltato, il vocale che lui ha mandato, la chiamata che lui ha fatto, perché è giusto che quello che anche persone, quello che stanno creando poteri anche su questa terra, cerchiamo di fare le cose come si devono fare, come la viviamo anche noi, che è più bello. Come ho detto prima, l'esperienza che ho fatto vuol dire vale molto di più sulle cose che ci siamo detti adesso. Vale più un'esperienza all'esterno con persone nuove che non mesi e mesi o anni di struttura dove sei là e basta. Allora Giuliano, come ci saluti? Allora, intanto vi saluto a questa maniera. Faccio i miei complimenti più sentiti a Davide, che si esprime in maniera meravigliosa, e questo mi fa ulteriormente capire che i disabili sono quelli che vivono attorno a lui o per lo più quelli che gestiscono le loro necessità. Il vero disabile non è Davide, non sono le persone come Davide, sono quelli che li gestiscono e tante volte non li sanno gestire. Quindi quello che io dico è, cara Mirella, pensa un po', io farei un assessorato alla disabilità gestito solamente da disabili come Davide, che hanno le idee chiare, sanno parlare e molto probabilmente sarebbero capaci di entrare un po' di più nell'umanità di questi politici, di questi signori che in virtù del PNRR
campano tutte le scuse per non fare quello che dovrebbero fare, anzi che devono. Non uso il condizionale, uso l'imperativo, che devono fare, ma che non hanno voglia di fare, o perlomeno ci sono così delle cose che noi non possiamo e non dobbiamo sapere, per cui non fanno le cose che devono fare. Pertanto io vi saluto, vi ringrazio per l'ospitalità, spero di esserci ancora perché io ho le idee molto chiare in questo campo. Sono stato un volontario in diversi ambienti, tra cui anche in carcere. Sono stato 8 mesi nel carcere di Treviso a fare volontariato. Ho conosciuto diverse realtà nella tematica del volontariato. Quindi io non ho disabili, non ho nessuno a cui sta dietro a fare qualcosa, però ho tanta voglia di fare, ma mi viene impedito da teste, direi così, di legno. Te l'ho appena raccontato, Giuliano, per non parlare degli ordini, per non parlare della provincia. Capisci che chi vuole fare non chiede niente, viene eliminato, perché vogliono eliminarsi. Quelli che vogliono fare devono essere eliminati, e sapete perché? Perché sotto c'è un business pazzesco. Ecco, noi dobbiamo avere il coraggio, Bernardino, di dire questo. Tu non puoi fare, perché rompi quel sistema che mi permette di gestire come voglio io le cose. Ma le cose non vanno bene per loro, non vanno bene per queste famiglie. Allora io ho il coraggio di dirlo. Loro devono rispondere perché mi hanno mandato via da Villa Margherita. Perché non è a norma. Cosa non è a norma? È a norma quando diventano ville per alberghi, per ristoranti, le ville antiche, allora quelle sono a norma? La promessa che aveva fatto il sindaco Conte, che non avrebbe mai chiuso e che avrebbe investito, poi abbiamo visto sono andati da un'altra parte questi ragazzi, ma facciamo, tutti fanno. Avete sentito cosa hanno detto? Avete sentito cosa ha detto questo signore che ha chiamato, che vive quello che ha vissuto Bernardino, che è anche consigliere in comune, perciò è consigliere comunale, perciò come che dice l'assessorato è una cosa importante che ha detto, sì, hai voglia. Comunque io ti chiedo, Giuliano, ti chiamerò, se riusciamo a far venire anche questa signora, ospiteremo questa signora, sentiremo anche da lei, perché la mia Sveglia Veneti, la vostra Sveglia Veneti, la Sveglia Veneti del popolo farà questa campagna per loro. Noi aiuteremo questi ragazzi e vorremmo risposte dai politici. Io a Venezia ho visto delle cose inaudite, ho visto isole con all'interno degli stabili bellissimi, enormi, dove ci starebbe il mondo completamente abbandonati. Perché? Perché? Perché ci vogliono troppi soldi, ci vuole troppo impegno, ci vuole sacrificio. Ma vedete cosa sta dicendo Bernardino? Sta facendo, è vero quello che dici, perché noi abbiamo tutte queste cose, il problema è che non ci fanno andare avanti, non ci lasciano, perché i soldi devono essere dirottati da altre parti, è là il problema. Pubblicità. E siamo adesso col presidente Fausto Scalco, presidente Circolo ACLI al Passo di Cendon, che è un circolo dei diversamente giovani che voi avete visto, che io vi ho fatto vedere, ed è stato bellissimo, questi orsi che ho intervistato, ma quando li gratti un pochino poi sono veramente delle persone fantastiche. Allora, Fausto Scalco, presidente, cosa è stata questa gita? Perché queste gite? Cos'è l'interesse di questi circoli di far vivere delle emozioni, delle situazioni diverse? Adesso vedremo anche le immagini della gita. Naturalmente non abbiamo molti video perché c'è la privacy, giustamente. Prego, presidente. Questa gita è stata fatta per coinvolgere questi giovani anziani che anche loro usufruiscono di queste possibilità di andare a spasso in giro per
perché al limite si trovano da sole e non riescono a andare in giro, allora facendo queste gite risparmiano un po' e vanno a vedere cose che non hanno mai visto. Allora abbiamo fatto questa gita a Chioggia, che non è facile per altre persone andare in motonave, andare a Chioggia, e come abbiamo visto, cioè come l'ho vista, è stata come si può dire, è stata una bella edizione, una bella gita, come ha detto anche Davide prima, perché ho sentito alla fine tutti quanti sono stati contenti, ecco. Presidente, un'altra cosa importante che vorremmo capire, ecco, il ricordo del giorno dopo, ecco, quando vi siete ritrovati, avete discusso anche di questa gita, anche con persone che non hanno partecipato, ecco, cosa ha sentito, Presidente? Qual è stato il leitmotiv? Ecco, per quelli che non hanno partecipato, ne ho trovato anche 2 o 3 in giro, dove a spasso così, e mi hanno detto com'è andata la gita. E ho detto, guarda, è andata molto al bacio proprio, sono stati tutti contenti, mi dispiace non ho potuto venire, mi dispiace qua, mi dispiace là. Purtroppo sono occasioni che si perdono, e quando vengono fatte, che anche queste gite vengono fuori, si cerca sempre di farle su una maniera che tutto vada bene. Fatalità, quel giorno là, quella domenica là, il tempo ci ha aiutato, la gita è andata perfetta, non abbiamo avuto nessun piccolo inconveniente, non è stato nessun inconveniente, è andato tutto perfetto. E allora cosa succede? Che non sempre vengono risolti in questa maniera qua, non sempre sono perfette. Le ciambelle, ecco, escono col buco, noi altri si uscì benissimo, ma è Davide che porta bene, è lui. Quando c'è lui, da lassù qualcuno ama la giornata fantastica. Abbiamo in linea Rinaldo, vai Rinaldo. Rinaldo? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao caro Rinaldo. Buongiorno. Innanzitutto saluto Davide e suo papà, due persone adorabili. E dopo, caro Davide, voglio da dirti che ti sei più intelligente di me, che ho 80 anni. Ti sei un figlio adorabile. E dopo, credo che dovremmo far partire. Noi lo facciamo per farti un piacere, è un tuo diritto. Il governo e lo Stato ha il dovere di darti una mano e aiutarti perché ti riesci, perché capacità ti ha. È una vergogna che lo Stato non pensa anche a voi altri, a aiutarvi, ma non con le parole e mettervi su un cantone, aiutarvi concretamente, perché sono convinto da lavorare ti sei meglio e mi se che ti sei capace di fare. E ora cosa è questo discorso? Ed è una vergogna, mi vergogno di essere italiano e nel 2025 non aiutare, non voler aiutare delle persone come te, che ha tutti i diritti, non ti facciamo un regalo, un piacere, è un tuo diritto. E dopo tuo papà, che sei cottiglia, è una persona non adorabile, ancora di più, se una coppia vada invidiabile. Va bene, e dopo cosa vuoi che ti dica? Speriamo che questi politici si accorga anche di voi altri, perché anche voi altri se... No, fermo, ora chi si è accorto, il problema è che fa finta di non essersi accorti. E si è accorto che siamo. Ti ho detto cosa che è successo a Treviso. E quello che sono io passare pene dell'inferno in provincia sia il Banco Solidale agli Orti, perché vogliono eliminare le persone che agiscono, che fanno, indipendentemente dall'età, dall'impegno, non ne frega niente, devono essere eliminati, devono andare avanti le cooperative. C'è niente da fare, questo è il grande dramma che stiamo vivendo. Io vorrei che qualcuno mi desse risposta questa mattina, mi chiamasse, mi telefonasse e mi dicesse che quello che dico non è vero. Ecco, io vorrei che qualcuno mi chiamasse, che non facciamo come qui gli imprenditori che chiamano, che dicono io do 4-5 mila euro, non vedo nessuno che si presenti, poi io do il nome e voi lo sapete, il numero in diretta, nessuno chiama. Allora c'è qualcosa che non torna, perché è possibile
che nessuno chiami, e anche in questo caso se c'è qualcuno che dice che non è vero quello che ho detto, quello che hanno sentito e quello che avete sentito, mi chiami. Davide, quanto importante è la scuola? Prima abbiamo sentito oggi, appunto, ieri hanno iniziato le scuole, hanno iniziato a Bolzano, adesso inizieranno anche le nostre. Come ti sei trovato a scuola? Cosa è stato quei momenti per te? Come eri accolto dai compagni, dagli amici? Come hai visto tu la scuola nel periodo che l'hai frequentata? Beh, sì, bello. Perché giustamente ha conosciuto tutte persone che ho sempre frequentato. Sì, la scuola è nata bene. All'inizio concordo con quello che hai detto prima, perché le difficoltà c'erano. Perché quando anch'io ho avuto una prof di cucina che non andavo molto d'accordo, in cucina andavo malissimo. Ma malissimo. E quindi dopo ho sempre preso 6 meno, 5 meno. Alla fine mi sono reso, ho detto vado meglio dove che io sono portato. Non faccio quello che non devo fare, quello che non mi piace fare. Cerco di fare quello che mi piace fare. E cosa ti piaceva fare? Sala. Avete capito? Camerieri? No, visto che manchi i camerieri, no, non ho capito. Difatti sono uscito col 100. È uscito col 100, cameriere di sala l'alberghiero. Fate un applauso a casa, anche se noi non lo sentiamo, ma so che lo fate e so che siete in tanti che ci ascoltate, a questo meraviglioso ragazzo che sta spiegando che anche gli insegnanti devono capire dove questo ragazzo è più portato e meno portato. Se non mi piace fare pastasute, se che porta fuori i camerieri di sala. Sente, Presidente, questi uomini che arrivano. Ecco, abbiamo sentito delle interviste fantastiche, ma manco mal che c'è il passo, così a sua casa a Iena, che come che mi alzo da letto, fa qua, fa là, fa su, fa giù. Ecco, cosa vuol dire per loro se non ci fosse guai, se non ci fosse la Piera, ecco, la figura femminile vista da un'altra angolazione? Prego, Presidente. Non saperia proprio come chi facesse star casa, perché star casa 8 ore al giorno, per carità, se non si ha niente da fare, cosa è che si fa a casa? Non si cerca di fare. Se non che fosse chi c'entri qua, dico, ma non lo so, proprio veramente se restaria bloccati, se daria non staria cosa fare. Abbiamo ombre, perché ormai i bar non si trova più dove si possono giocare carte, si trova solo questi centri per anziani, poi chiamare, oppure centri che si aperti a tutti, non solo per anziani, ma però non si trova più, non si più, come si può dire, non si più affiatamento uno con che altro, non si più voglia di stare insieme, non è più questo per conto mio. E ora questi centri qua cerca di fare questo discorso qua di voglia di stare assieme, di ciacqueare insieme, di passare una parola uno con che altro, quando che esternamente si cerca sempre di schivarsi uno con che altro, si cerca invece di coinvolgersi a ciacqueare, si cerca sempre di schivarsi, ognuno vuole fare i fatti suoi. Questo è il discorso. Presidente, cos'è la cosa che sente più emotivamente? La solitudine? Ecco, io ho sentito anche dalle interviste che invece il mondo del volontariato, questi uomini, uno in particolare, va a prenderli, li porta a casa, se serve far da mangiare fa anche un po' da mangiare. Ecco, cos'è la solitudine? Lei che vive con queste persone, la sentono, hanno paura? Cosa dicono, Presidente? Allora, mi fa parte dei disabili, mi sono un disabile al 100%, non si vede momentaneamente così, perché ti direi ma te cammini, te la macchina qua e là, però mi riesco a sedia a rotelle perché avevo casa tranquilla e beata messa in scartossata su. E ora, entrare su questo mondo qua e dopo restare, ti viene messo in solitudine, ti viene messo in parte, cosa succede? Che
che c'è una reazione interna oppure che c'è una vista diversa da quando si entra, perché vista da fuori, da uno normale, roba genere, dice ma tanto, come che ero una volta, e tanto tu che c'entri, no, sì, ma si arrangia qua e là. Purtroppo quando si entra sul campo di disabilità ti viene messo in parte, mi fatalità reagire anche a me come che ha reagito Davide, come che reagirà tante altre persone su sto campo qua, te reagisci e ti dici no, guardi che sono ancora mi qua, anche se sono una stante disabile, no, esisto ancora, dunque voglio essere presente e voglio dare il mio a me voglia di fare qualcosa, anche se non riesco a fare depide tanto, però sono presente a ciacquare insieme con uno, a portare certe parole insieme, a parlare insieme con chi che ha bisogno di stare insieme. Questo è il campo di veda da esterno a uno interno che è dentro disabile. Allora io ringrazio veramente Fausto Scalco, presidente di questo circolo meraviglioso. Adesso andiamo a vedere ladri in casa, malore a Carbonera, perché c'è anche il problema dei ladri, dei furti, le persone che hanno paura di uscire, di lasciare la casa vuota anche per poco tempo. Andiamo a vedere, salutiamo Scalco e facciamo entrare Dino Longhino. Andiamo a vedere questo servizio. Io stavo guardando la televisione, a un certo punto ho sentito un rumore, sono scesa e ho guardato prima nel retro, dopo sono venuta nel davanti e ho visto uno su per le scale. Quando l'ho visto andare su per le scale le ho detto dove vai? Lui si è girato di colpo, a quel punto io sono scappata e ho urlato i ladri, i ladri. Stava guardando la finale tra Sinner e Alcaraz, come milioni di italiani, la signora Graziella, una serata tranquilla in casa da sola, accanto il filo fiocco, alle 21, minuto più, minuto meno, l'incontro ravvicinato con il ladro che accanto a un complice aveva già in parte svaligiato l'appartamento del figlio e della nuora al primo piano. Sono attimi concitati, le urla dell'anziana mobilitano l'intero vicinato in questo angolo di Vascona di Carbonera in via Cardinal Callegari. Sono usciti i vicini di casa e uno ha chiamato subito i carabinieri e su affari di 20 minuti sono arrivati, insomma. Lei signora quanti anni ha? 85. Non ha avuto paura, ha avuto sicuramente prontezza di riflesso. Un vaso di fiori, ma dopo a un certo punto quando si è girato mi sono presa un po' di panico e sono scappata. E mentre i ladri si dileguano tra i campi, a rientrare a casa è anche il figlio Giovanni, accanto alla moglie, e quest'ultima di fronte al caos a sentirsi male. Abbiamo dovuto chiamare il 118 perché appunto la moglie ha avuto un attacco di panico, vista la situazione che si è trovata, praticamente mancava il respiro e quindi abbiamo chiamato subito il 118. La donna viene portata per accertamenti al pronto soccorso per poi essere dimessa in nottata, ma lo spavento è ancora tanto. All'appello mancano un orologio e alcuni gioielli per un bottino di circa 3.000 euro. Non è il primo furto in verità che si registra in questa casa. Qualche anno fa un'altra razzia. Ormai non ci si sente più sicuri in queste zone, cioè non dico tutelati dalle forze, perché le forze dell'ordine per quanto poco tentano sempre di tamponare, però a questi ladri non danno delle punizioni esemplari. Rabbia, tanta rabbia, perché guarda, ormai non possiamo più su questa vita qua che mi fa sempre terrorizzare, sempre non si può muoversi fuori dalla porta, che viene sempre a sorpresa da Dio. Allora io ringrazio Dino Longhino di essere qui questa mattina. Voi ne parlate al circolo, sentite che c'è questo problema, la paura di non arrivare a casa col buio, di lasciare la casa vuota. Cosa ci racconti, Dino? Sicuramente, anzi buongiorno a tutti innanzitutto, grazie Mirella per averci invitato qui oggi. Sicuramente questa paura c'è, perché sento anche tra gli anziani lì che parlano da soli, commentano anche tutte queste notizie che ci viene dato dal telegiornale, perché quotidianamente furti, aggressioni,
a parte bulli e baby gang, per cui non c'è la certezza della sicurezza nella vita quotidiana, insomma, che devono viverla, per cui un po' di paura c'è e non sanno come tutelarsi, perché non hanno nessuno che le difende, perché una delle cose che dicono nella quotidianità, li prendono e il giorno dopo li rilasciano senza avere una certezza della pena, capito Mirella? Per cui anche questo è un problema, perché non avere la certezza della pena fa sì che qualsiasi sia autorizzato a non vivere nella legalità, ecco. Senti Davide, cos'è la paura per te? Sono dei momenti che hai paura di uscire, che hai paura, oppure c'è questo guscio protettivo che è la tua famiglia, tuo papà, tua mamma, ecco, la comunità dove vai, che ti fa sentire sicuro? Cos'è la paura per te, Davide? No, per me è quello che ho detto all'inizio, quando con il discorso di quello che ho fatto con il discorso della scuola. Sì, anch'io ho avuto delle paure quando ho preso 5 meno, 6 meno, quando ho fatto delle cose che magari non so destreggiarmi. E alla fine ho avuto paura della prof, praticamente. E quindi ce lo diciamo oggi. E quindi ho avuto un po' di paura della prof perché mi riprendeva di picchiata perché perché faceva male l'uovo della cocca. Oppure che facevo delle cose non belle e lei mi ha sempre richiamato. La paura della professoressa, della scuola, ma non della scuola in genere, ma di questa professoressa. Senti Davide, ma tu, ecco, quando vedi queste persone anche di colori diversi di pelle, ti fanno paura? Hai paura di incontrarli o per te sono persone normali? No, ho conosciuto anche un prof molto simpatico. E anche là sono stato molto d'accordo perché facevo anche il cameriere, mi distreggevo bene onestamente. Con lui andavi d'accordo? Sì, con lui sì. Avete sentito? Senti Dino Longhino, cosa è stato per te questa gita, questa allegria, anche questo accogliere Davide? Tutti gli volevano bene, tutti lo salutavano, gli dicevano se aveva bisogno di qualcosa. Ecco, questo, diciamo, affetto che io ho notato, ecco, è la gioia di Davide di sentirsi veramente anche protetto in un ambiente anche diverso. La sicurezza del posto dov'era? Prego Dino. Davide sicuramente l'ho seguito abbastanza quel giorno lì perché innanzitutto era la prima volta o la seconda volta forse che lo vedevo e mi è entrato subito in simpatia per la voglia di fare che aveva, le domande che faceva, la disponibilità di parlare con gli altri, di divertirsi, di scappare giù ogni tanto per vedere il panorama. Davide, no, sono cose che sicuramente per lui sì, ma anche per il resto della compagnia ho visto che si sono divertiti e evadere un po' ogni tanto dalla quotidianità sono le cose migliori. Innanzitutto si socializza un po' perché ho conosciuto anch'io delle persone nuove, ma ho visto queste persone soddisfatte, si sono messe poi a ballare, chiacchieravano tra di loro, insomma socializzare secondo me è una cosa molto importante che di questi anni si sta un po' perdendo secondo me, perché io vedo nel mio residence dove abito siamo in 16 persone, sì e no, mi saluta uno, gli altri via di passaggio, non so nemmeno chi siano e non va bene perché io sono abituato a socializzare, certo. Socializzare che è la cosa che poi ci aiuta anche a vivere meglio, perché ci può anche aiutare in momenti di difficoltà, ma se non lo conosci, non sai cosa ha, non puoi neanche aiutarlo, ecco. E da questa gita, durante la gita, è nata un'altra gita, era talmente la gioia di stare assieme, la voglia di vedere,
che Dino Longhino subito ha detto: e perché non ne facciamo un'altra, Mirella? E dove andremo il 19 di ottobre? Allora, Dino? Beh, con molto orgoglio, per chi mi conosce, io arrivo dalla Val di Resia, la patria degli Arrotini, e il 19 di ottobre abbiamo organizzato una gita dove andremo su a conoscere un po' di cultura e paesaggi della Val di Resia. Io sono orgoglioso e ci tengo moltissimo a portare su chi non è mai venuto, perché qualcuno è già venuto e ci conosce bene. Noi vogliamo che ci sia più gente possibile a conoscerci, in modo che certe tradizioni che abbiamo lì, che siamo protetti dall'UNESCO per la particolarità della lingua, degli usi, costumi e tradizioni che abbiamo, si stavano un po' perdendo, ed è giusto che la gente ci venga a vedere per capire chi siamo. Allora lo diciamo anche a Nadia. Nadia ha detto: nessuno viene a prendermi, io non so niente di quello che succede. Nadia ha la casa metà a Treviso e metà a Silea, però possiamo veramente dire a Nadia: Nadia, se vuoi unirti a noi verremo a prenderti, ti riporteremo a casa con tuo marito, non aver timore di niente, lasciati andare, vedrai dopo tutti questi mesi che hai passato difficilissimi per te, col male che hai avuto, che hai raccontato, penso che una giornata del genere ti farebbe solo che bene. Perciò, se mi ascolti, Nadia, ecco, io ti chiamerò per vedere se riusciamo veramente a venire. Ma soprattutto vorrei dire a Dino di cercare di invitare anche quelle persone diversamente giovani, quelle persone che magari non arrivano al circolo ma che magari conoscete, che non sanno magari di questa iniziativa, perché non sono loro che devono venire da noi, siamo noi che dobbiamo andarli a prendere, Dino. Quello che hai detto è molto vero. L'abbiamo anche già fatto, ma siamo disposti a rifarlo anche in questa occasione. Cercheremo di dare il più visibilità possibile a questa nostra gita che organizziamo questa volta. E se c'è qualcuno, magari con una telefonata, o comunque verremo anche a cercarvi, ma con una telefonata al centro anziani di Cendon, noi verremo anche a prendervi e vi portiamo su, così vedete. Ti ricordi il numero del centro anziani dove a chi possono chiamare? No, posso dare il mio. Vuoi dare il tuo? Guarda che è privato, però sei davanti alle telecamere. Sì, vabbè, ormai sono talmente tanto conosciuto che... Allora dai il numero, allora piano, prendete carta e penna. Aspetta, è una mia così semplice. No. Allora prendete carta e penna e scrivete il numero di Dino Longhino, responsabile del circolo anziano, segretario. Ecco, prego Dino, allora diamo il numero. Allora, per chi vuole, il mio numero di telefono è questo, qualcuno ce l'ha già, ma lo ripeto: 346 79 70 400. Lo ripeto: 346 79 70 400. Grazie e aspetto la telefonata. Quel giorno, in questa motonave, Davide, quando ha sentito di questa gita, ha detto subito: no, ci sono anch'io, mi raccomando, Mirella, non dimenticarti di me. Guai, Mirella, hai capito bene, ti ricordi? Cosa vogliono dire per te anche le date di una gita futura, di un incontro futuro? Quanto importanti sono, Davide? Beh, per me, come ti ho detto la prima volta, io direi perché c'è bisogno anche di giovani che vanno a conoscere queste realtà, e quindi è giusto che anche noi potremmo fare queste uscite che fanno stare bene, piuttosto che stare a casa sempre con i genitori dalla mattina fino alla sera. Chi parla sempre dei morti, sì, dei funerali, dei funerali, se è morto quello, che altro si è fatto male. I giovani vive invece, è vero Davide? Senti Davide, tuo papà ha detto una cosa importante, la sessualità, perché giustamente quanti anni hai, Davide? Beh, io quasi 25. Quasi 25 anni. Cioè a te farebbe piacere trovare una fidanzatina, scambiarti, perché gli stimoli sono quelli, è inutile che ce la diciamo. Sai, io sono andata alla Fenice con i ragazzi diversamente agili e c'erano anche 2 fidanzatini della tua età. E tanto è vero che il direttore generale, che io ringrazio infinitamente,
il dottor Andrea Henry, li ha premiati, ecco, col simbolo della Fenice. Sai che loro si tenevano sempre per mano, dall'inizio alla fine, non si sono lasciati un momento. E lei mi ha fatto vedere che aveva anche l'anellino, perciò l'anellino di fidanzamento. Avete capito i passaggi che fanno? Quanto importante sarebbe per te trovare, ecco, una compagna, una persona da dividere le gioie e anche le noie della vita? Brava. Perché concordo quello che tu hai detto. Concordi? Sarebbe bello avere una fidanzatina? Certo. Però per fare questo bisogna trovare più persone, perché non sei che sia tutte compagne, cioè, che vuoi quella giusta anche, vero Davide? Appunto. Come sarebbe l'ideale della tua fidanzata? Bionda, mora, rossa, castana? Beh, quello che capita a sto momento. Non serve il colore dei capelli? No, basta che sia buona e che sa rispettarmi. No, calma. Buona o buona? Perché sono robe diverse. No, bisogna che sia buona. E che sia anche, giustamente, dato che sono in televisione, posso dirlo, bisogna non toccare le donne, sempre rispettarle con amore e con affetto. Avete capito? Avete capito? Allora lui ha ringraziato i cuochi quel giorno in nave, che nessuno l'aveva fatto, tutti che mangiai bevuo, tutti ma nessuno che pensa al ringraziamento dei cuochi, e lui l'ha fatto. Avete sentito come ha chiuso questa trasmissione, questa prima parte, dicendo la donna va sempre rispettata, la figura femminile, questa figura preziosa. Io veramente ti ringrazio. Davide, come vuoi salutarci? Vuoi dire qualcosa? Come vuoi salutare la grande famiglia di Sveglia Veneti? Beh, sì, grazie che mi avete ascoltato oggi e speriamo che sia un messaggio anche per voi, dato che giustamente ci troviamo veramente in una situazione brutta. Cerchiamo di sfruttare e di cogliere questo messaggio che io vi voglio portare. Grazie Davide, veramente grazie a Davide Benedetti. Dino Longhino, come ci saluti? Beh, innanzitutto saluto Davide che oggi mi ha onorato della sua presenza qui vicino a lui, e ti ringrazio anche delle parole importanti che hai detto quel giorno nella gita. Hai ringraziato la cucina, come diceva Mirella prima, ma anche hai ringraziato il pilota della ditta Stefanato che ci ha portato in giro. Se posso dire, prima di salutarci, dato che sono in televisione, quindi lo posso dire, dato che ho guidato anche il timone. Non hai anche la foto? Come mai non c'è la foto di Davide al timone? Ma la rifaremo vedere, perché ce l'abbiamo, certo, perché so che lui ci tiene, perciò la rifaremo vedere. Grazie Davide, prego Dino. Sì, eccolo qua. Scusa, questo è il... Sì, eccolo qua, è lui al timone. Lui al timone, con Nicolas. Nicolas. Eccolo qua, guardate, Stefanato, eccoli qua. Ecco, hai visto che l'abbiamo trovato, che è stato bravo il nostro regista. Eccoti qua. Francesco Ceron, eccolo qua, Davide, eccolo qua il grande Glauco dietro, e queste sono le foto che abbiamo della gita. Ecco, finiamo con le foto che abbiamo. Foto bellissime, guardate che giornata splendida, il colore del mare era una cosa, e ho detto che lassù quel giorno qualcuno ci amava. Davide ha fotografato anche i piatti squisiti della nostra tradizione, perciò io dico grazie veramente Dino Longhino, grazie al presidente Fausto Scalco, grazie a Bernardino Benedetti di essere stato con noi, e un grande grazie a Davide, perché se non ci fossi dovremmo inventarti. Grazie veramente. Pubblicità. Siamo ai primi di settembre
nella zona ex campo solare tra Covolo e Vidor. Qui c'era un tempo il Passo Barca, è un posto incantato qui per venire a passare le belle giornate delle famiglie, lo svago eccetera. Dobbiamo anche sapere che qui siamo dentro il letto del fiume Piave, fiume torrentizio, selvaggio, quindi imprevedibile, che nel giro di poco tempo può trasformarsi, se arrivano delle piene storiche, come il 4 novembre del 66, in una immane tragedia. Per tutte le popolazioni rivierasche, qui l'acqua scorreva a una velocità di 3-4 metri al secondo, con portata di 5.000 metri cubi al secondo, per un'altezza di oltre 10 metri. Quindi immaginate, come vedete qui il ponte di Vidor, le arcate sommerse d'acqua dove partono le pile del ponte. Qui una piena come il 4-11-66 trascinerebbe milioni di piante e ceppaie che arrivano da monte, quindi acqua, fango, inquinamento che arriva qui in questa zona e poi crea problemi più a valle, quindi da Susegana al mare, da Nervesa al mare, tutte le popolazioni sarebbero invase di metri e metri di acqua e fango per lungo tempo. Quindi non capisco perché i lavori non siano andati avanti come era proposto dalla Commissione interministeriale De Marchi negli anni 70, che riguardava i vari fiumi, appunto da qui Bacchiglione al Tagliamento eccetera, e l'unico che non si è fatto nessun lavoro purtroppo è il fiume Piave di regimazione. Quindi qui dovrebbero sorgere le casse di espansione su questo tratto qui di una decina di chilometri, progettate dal Genio Civile, autorità di bacino eccetera. Allora, per me è veramente un onore questa mattina ospitare Diotisalvi Perin, Presidente Comitato Imprenditori Veneti Piave 2000, questo uomo che ce la sta mettendo tutta per non dimenticare la storia. Lui veramente si sta spendendo in lungo e in largo per far capire l'importanza della storia, della nostra storia, la storia dei nostri usi, costumi, tradizioni e questo meraviglioso fiume che sembra dimenticato. Noi vediamo scavatori, però io sinceramente, non so voi, e veramente chiederei a qualcuno che mi desse risposta, cercherò anche di invitare. Io non ho visto tutto questo lavoro di pulizia in questi mesi dove abbiamo avuto anche dei mesi molto caldi per mettere in sicurezza questi fiumi e questi argini. Veramente grazie a Diotisalvi Perin, ringrazio anche Alessandro Biz, direttore del giornale Il Piave, che poi vedremo. Grazie direttore grazie di essere qui anche lei, che il suo giornale sta cercando di portare la storia e le tradizioni dei nostri luoghi nelle vostre case. Allora, Diotisalvi, perché questi servizi, queste immagini e questa veramente cercare di avere delle risposte per la sicurezza del territorio che tutto sommato io non la vedo. Tanti consorzi, tanti bacini, ma alla fine. Prego Diotisalvi. Buongiorno a tutti intanto e quindi grazie. Siamo qui, abbiamo registrato queste immagini in questi giorni, abbiamo lavorato una decina di giorni per fare le riprese, lo vedrete questa parte del filmato che vedete su YouTube, sul Comitato Imprenditori Veneti Piave 2000, su YouTube, che dura circa una quindicina di minuti queste registrazioni, grazie a Luigino Antonello che è sempre su e giù per il Piave e dappertutto dove io gli dico che restano delle testimonianze importanti, quindi io ricordo ancora
le battaglie che abbiamo fatto in tanti anni, dagli anni 80, 90, con l'ingegner Dal Secco, con tutte le autorità che abbiamo protestato davanti appunto al Genio Civile di Treviso, al Magistrato di Acque e quant'altro, quindi battaglie dure che ci mandavano anche i vigili e i carabinieri a sloggiare. Mi ricordo ancora Lucio Zanato che veniva qui appunto davanti a Dobbiamo capire che oggi il pericolo è costante, perché il Piave non è neppure pulito. Se noi ricordiamo tutte le fotografie che abbiamo nella storia, il letto del Piave, le foto dei campi solari eccetera, era un letto bianco pulito, quindi non esistevano alberi o quant'altro, perché sono vietati anche a norma di legge. Quindi delle battaglie che abbiamo fatto con l'ex sindaco Marin di Ponte di Piave, quindi che era molto attivo e purtroppo è venuto a mancare anche lui. Sono stato proprio questi giorni, grazie all'amministrazione comunale di Ponte di Piave, che custodisce queste foto importanti che hanno fatto al tempo dell'alluvione, e vedrete poi delle immagini strazianti di cosa è successo, perché sono per l'alluvione in Veneto qualche centinaio di morti, ma qui nel Piave sono stati 26 morti mi pare, quindi per l'alluvione. Questo vedete è il cancello qui davanti al comune di Ponte di Piave. Quindi se non ci credete andate nella biblioteca di Ponte di Piave, prendete questo libro che hanno fatto nel cinquantenario dopo l'alluvione del 66, quindi sono cose veramente impressionanti. Voi vedete gli asini spazzati via, vedete gli animali sugli alberi a 4-5 metri, moria di centinaia di metri in fila di mucche morte e quant'altro. Quindi oggi abbiamo degli incoscienti che dicono no, ma c'è la Rosellina del Piave, c'è questo, quel stato da salvare, ma scherziamo signori miei, ci sono delle leggi ben precise in idraulica, non si può scherzare, non possiamo fare... bisogna seguire cosa dice la legge, perché è inutile se no che noi abbiamo le università di idraulica di Padova e quant'altro che sono blasonate a livello mondiale. Bisogna fare la manutenzione, bisogna fare la rettifica che manca. Attualmente stiamo partendo con dei lavori grazie all'ingegner appunto Vincenzo Artico, capo del Genio Civile di Treviso, un pezzettino di argine storico ancora fatto dalla Serenissima Repubblica, fatto in croda del Montello appunto squadrata, che parte il primo argine in zona Mina col Fosco. Ecco, venitelo a vedere perché fra qualche mese risusciterà, perché adesso è coperto da 3, 4, 5 metri di rovi e quant'altro, è tutto abbandonato praticamente, ma adesso noi puliamo quel pezzettino lì di 1 chilometro, ma dopo tutto il resto cosa si fa? Non si può fare a macchia di leopardo, la manutenzione va rettificato tutto il fiume, quindi se serve chiamiamo l'esercito, come qualcuno invita il Presidente della Repubblica che venga, ma mandi l'esercito, perché dentro il materiale ci sono milioni di metri cubi che ostruiscono il normale deflusso dell'acqua, e quindi se non c'è il deflusso, il canale che scarica l'acqua, addio. Quindi dobbiamo pensare che i 5.500 metri cubi al secondo, come il 66, possono contenere dentro gli argini fino a Cima d'Olmo e giù di là. Più a valle, il fiume più stretto da Ponte di Piave al mare porta circa 2.500 metri cubi al secondo, quindi gli altri vanno fuori in qualche parte, quindi questa è la situazione. Quindi servono questi serbatoi di eliminazione, ma non capisco perché a Vicenza si fanno, in altri posti si fanno, e qui il Piave da tanti anni. Purtroppo speravo che il Presidente portasse a termine questa opera, mentre qui è tutto abbandonato. Allora, sentiamo anche il direttore Bin cosa dice di questa storia, di questo fiume meraviglioso, fiume sacro alla patria. Se non c'ero io non c'erano neanche le scritte, nessuno una volta, grazie agli alpini di San Biagio, e devo ringraziare Daniele Cenedese che ho detto ma metterete una targhetta a capire che c'è il fiume Piave, perché un turista che passa, se non c'è la scritta, non è che possa sapere che quello è il Piave. Perché ci si dimentica così facilmente della nostra storia? I ragazzi non la conoscono poco, qualcuno dice a scuola non ce la insegnano, lei è insegnante, sa. Perché non si fa questo? Perché la storia è storia, tu devi sapere dove sei nato, cosa è successo, cosa hanno vissuto i tuoi avi, per portare
portare avanti anche le tradizioni, queste tradizioni che i giovani nostri fanno fatica a portare avanti, ma perché non gliene insegna nessuno? Prego, Bin. Beh, a volte la scuola viaggia in un mondo che sembra essere parallelo, se non estraneo a quello della vita reale. Premesso che poi ogni ministro che va all'istruzione cambia programmi, cambia esami di maturità, cambia libri, cambia indirizzi. Però questa scuola che sembra essere in un'isola, no? E che non ha contatti né con il mondo del lavoro, come ne abbiamo parlato in altre occasioni qui, ma neanche con la storia e con le tradizioni. Sembra anzi quasi che sia un argomento da evitare, che non si voglia andare a creare nei giovani, nei giovanissimi, quelle radici che vanno in profondità nel nostro territorio, ma anche nella tradizione storica italiana. Forse qualcosina sta cambiando con il ministro Valditara, perché abbiamo visto che le innovazioni che sta portando vanno un po' in questa direzione. Certo che servirebbe un cambiamento culturale alla base anche di quello che è il corpo docenti. Quando uno entra in ruolo, vedo alcuni insegnanti entrano, no, in questo tunnel che non ha più delle intersezioni con la vita reale, quindi bisognerebbe rimanere più ancorati alla realtà. Però io ieri ho avuto un maestro di musica, che ringrazio, il maestro Giovanni Vello, che ha suonato la tromba, anzi le trombe, più di una, il quale ha detto molto chiaramente: i bambini vanno educati da piccoli. Allora è la famiglia qua che deve entrare, perché è vero che poi si passa alla scuola, ma il primo anello della catena è la famiglia. Allora, se questi genitori, invece di andare nei centri commerciali, di andare sempre dove vogliono loro, capissero invece l'importanza di far conoscere la storia fin da piccoli i loro bambini, a portarli all'aria aperta, a vedere cos'è la storia, perché noi abbiamo sentito Davide prima, un ragazzo diversamente agile, che ha detto le guerre mi inorridiscono, ha pensato sempre, ecco, questi ragazzi che pensano agli altri ragazzi, quelli che non possono avere la sicurezza che hanno loro, ma la storia può insegnare, ecco, le guerre ci sono sempre state, ma questi ragazzi non possono sentirle. Io quando ho sentito quella partigiana che ha detto io non posso spiegare a scuola quello che ho provato, perché non lo capirebbero, perché non l'hanno provato, non lo sanno, però la famiglia e la scuola, gli insegnanti, giustamente Biz come dice lei, possono portare a questi percorsi, ma come ci sono le commemorazioni sono i soliti noti, le forze dell'ordine, ecco, qualche reduce, ma i ragazzi non ci sono, le scuole non ci sono, mentre una volta Biz, le maestre, le famose maestre che non avevano l'amministratore di sostegno, psicologo, psichiatra, adesso ne hanno di tutto e di più, portavano i ragazzi piccoli alle elementari a vedere la storia, quello che era successo nei luoghi, nelle commemorazioni. Si è perso tutto. Adesso abbiamo una scuola piena di tutto, alla fine manca sempre quello che serve. Cosa dice Biz? Sì, manca anche un'agilità alla scuola, perché anche per fare delle piccole uscite nel territorio, quelle uscite che una volta si facevano a piedi senza grandi programmazioni, oggi richiedono una serie di richieste, di autorizzazioni che sono a volte talmente complesse che si rinuncia e certe idee nascono, muoiono sul nascere prima ancora di partire. Adriano da Vede Lago, ciao Adriano. Adriano? Pronto? Vediamo se riusciamo a prendere Adriano, che non lo riesco a sentirlo. Perin, cosa vuoi dire? Tu, i tuoi nipoti, i tuoi figli, hanno fatto con te questi percorsi perché ti aiutano anche, perché io mi ricordo che sei venuto anche a Sant'Artemio a portare queste cose con tuo figlio, cioè li hai vicini, sentono com'è la situazione del tuo importante percorso di vita che hai fatto. Sì, però è molto difficile, hai capito? Perché se la scuola non li porta a queste cose, io come presidente del Museo del Piave fino a poco tempo fa
per oltre 20 anni invitavamo, io ho mandato centinaia di lettere di invito nei plessi scolastici del Veneto per invitare il Museo del Piave a visitare, vedere. Appunto è un museo un po' particolare che è molto interessante perché fa vedere l'aereo di Francesco Baracca, non è vedere le solite 4 bombe o i manichini, quindi abbiamo pescato dal Piave, tirato su una barca austro-ungarica, abbiamo fatto la consegna a Vienna e quindi abbiamo girato molto queste robe. Però da tutte queste centinaia di lettere di invito dalle scuole di plessi scolastici, alla fine uno ci ha detto addirittura no, ma guarda che è difficile fare il permesso, come diceva il direttore Bis qui prima, fare appunto la domanda e quant'altro, è più facile per noi andare a visitare Gardaland, hai capito? E questo allora... Abbiamo Adriano in linea, vai Adriano! Sì, saluti a te Mirella e i tuoi ospiti. Ciao caro Adriano. Io da semplice cittadino sono molto preoccupato, da semplice cittadino dalle bombe d'acqua che cadono in questi ultimi tempi nel nostro territorio. Ricordo benissimo quel 4 novembre del 66 quando il Piave non riuscì a contenere 5.000 metri cubi di acqua al secondo, rompendo l'argine e causando morti e danni al territorio. I bene informati dicono che in questi 60 anni il letto del Piave si è alzato più di 2 metri e con la presenza di grandi ceppaie. La mia domanda da cittadino sorge spontanea. Come possiamo salvarci da una immane catastrofe annunciata pensando che in un recente 2018 il Piave in piena con soli 2.000 metri cubi al secondo? Grazie e buon lavoro a voi. Grazie. Grazie a te Adriano, mi ha fatto piacere sentirti. Sentiamo come risponde Dio ti salvi Perin. Cosa vuoi che ti dica? Quando ci sono l'intervento di, mi pare che sono 4 o 5 sindaci nel circuito appunto del Montello e sotto che si battono per salvare la Rosellina del Piave, eccetera, non si deve toccare. No? I comuni sì, sono interessati perché passa il Piave, ma non è che possono dare un diktat di dire io non faccio l'intervento, non è che tu puoi isolare il tuo comune, tu devi difendere tutti i paesi rivieraschi e quant'altro, ma è l'autorità competente che deve decidere. Se nella commissione interministeriale dei Marchi, che non è una cosa da poco, diciamo, instauratasi dopo l'alluvione del 66 e che ha operato con decreti e quant'altro fino agli anni 70, e hanno detto facciamo subito questa diga che era di Fasè di Piave, che naturalmente che noi non siamo d'accordo perché era una diga alta 30 metri che sbarrava il fiume proprio in pieno, ma adesso ci sono queste tecniche nuove come progettate e che avevamo invitato l'ingegnere appunto Artico a espletarlo a ICEFAR. Sono dei serbatoi che si chiude le paratie come sono fatti sul fiume Gua, Lagno a Vicenza, che si chiudono per una giornata e dopo tu lo apri quando, come dappertutto se ne parla in tutti i fiumi, i torrenti, di fare i serbatoi di illuminazione. Qui sul Piave siamo contrari, no? Non si deve fare, quindi è una condanna per tutto il popolo rivierasco questa cosa. Come la risolviamo? Non è che si può fare qui la storiella del Piave e far ragionare dei bambini, quindi ci sono degli ingegneri che sono competenti per questa cosa, quindi è veramente pericoloso questa cosa e veramente deve finirla questa storia di vedere no dighe e quant'altro, perché non è una diga, è un serbatoio di illuminazione, ritiene l'acqua per tot tempo, ma se noi pensiamo che questi serbatoi progettati a Crocetta di Montello sono una piccola cosa, è come dire fare il solletico, perché su 90.000 metri cubi di acqua che dovrebbe essere trattenuto, come diceva la Commissione interministeriale dei Marchi, lì si parla di una decina di milioni di metri cubi, quindi su 90, 10 capite anche voi che è insufficiente, quindi dobbiamo farne altri a monte verso appunto Pederoba e arrivare fino a Belluno e quant'altro.
Allora, andiamo a vedere questa continuazione del bellissimo servizio che avevamo visto all'inizio, che ha girato Diotisalvi Perin, e poi commentiamo. Dei serbatoi di laminazione che contengono per 8 ore 90 milioni di metri cubi di acqua. Adesso qui si sta parlando di casse di espansione per 1/10 circa di questa capienza di trattenimento, e già sollevano diverse polemiche con le amministrazioni comunali rivierasche che dicono no, non la vogliamo e quant'altro. Quindi io non capisco cosa c'entrano i comuni rivieraschi che possono bloccare una tale opera dove si salverebbe praticamente decine e decine di paesi, da Susegana a sinistra Piave al mare, da Nervesa al mare. Ecco, quindi immaginate tutte quelle zone lì che oggi sono fiorenti nella produzione non solo agricola ma anche appunto industriale, i fior del nord-est, vengano tutte assassinate tutte queste aziende d'acqua e fango. Si è fatto purtroppo molto poco dopo l'alluvione del 66. Noi abbiamo protestato, fatto alcuni libri con l'ingegner Del Secco, di cui gli abbiamo dedicato un monumento per il suo lavoro sull'argine del Piave a Nervesa della Battaglia. Cosa dire oggi a tutti questi paesi rivieraschi che espongono lo striscione no diga? Vuol dire non capire niente, di non sapere cos'è la pericolosità di queste acque che viaggiano a una velocità impressionante. Il fuoco si ferma, ma l'acqua non si può fermare. Ai sindaci rivolgo ancora un appello: sentite il parere di esperti come l'Università di Idraulica di Padova, ingegner Luigi Del Paus, che si sta battendo da decenni per dire signori dobbiamo fare questo, quest'altro. Quindi è inutile che noi abbiamo l'Università di Padova di Idraulica, la più famosa a livello europeo, che dica che bisogna procedere in questo e quest'altro e venga inascoltata, perché se no allora chiudiamo l'Università di Idraulica. Anche uno che non è esperto di idraulica come sono stato io sono stato istruito da ingegnere Del Secco e ho capito che sommando le varie cose ci troviamo veramente in grave pericolo. Noi dobbiamo difendere le popolazioni, non dobbiamo aver danni e morti per una piena. Copiamo da quello che hanno fatto appunto per il Bacchiglione e altri fiumi appunto nel Padovano, Vicentino, per difendere le loro zone. Hanno creato i serbatoi di laminazione senza problemi con la popolazione, e qui non capisco perché non si vogliono fare questi serbatoi di laminazione. Quindi deve essere chiaro, la gente deve capire che siamo in grave pericolo se arrivano appunto 2 o 3 giorni di forte piogge come oggi accadono in giro, oppure qualche giorno di neve in montagna e dopodiché un scirocco. Quello che è avvenuto nel 4 novembre del 66, che è stata una grande tragedia per le popolazioni che in Veneto hanno subito centinaia di morti. Che bella, quanta neve una volta, però adesso sembra che non nevichi neanche più, che a detta degli esperti gli acciai si stanno ritirando, però noi abbiamo questo problema. Biz, è un problema però che va veramente discusso con tutti gli addetti ai lavori. Io sono sicura che se attorno al tavolo si sedessero solo ed esclusivamente gli addetti ai lavori, quelli che sanno, quelli che hanno studiato, quelli che capiscono l'importanza delle parole che dicono, degli strumenti che abbiano, forse un punto di incontro lo troveremo. Il problema è che c'è sempre la politica che avanza, che sa, che è saccente, che decide. Questo a mio avviso non va bene. Noi dobbiamo premiare e dare la parola alla meritocrazia. Chi sa, chi ha studiato, abbiamo le università, come ha detto
giustamente Dio ti salvi Perin, abbiamo gli addetti ai lavori, ne abbiamo tanti, ingegneri idraulici. Il problema è che non sono neppure d'accordo tra di loro, è come nei vaccini, chi è a favore, chi è contro. Invece noi abbiamo bisogno di far sedere attorno a questo tavolo non i sindaci, con tutto il rispetto che io posso avere per i sindaci che giustamente hanno passato la palla a loro, perché sono loro i responsabili della salute dei loro cittadini e la sicurezza è una di questi, ma però gli addetti ai lavori, quelli che sanno queste casse di laminazione dove vanno fatte, come devono essere fatte, perché si devono fare. Io sono convinta che si troverebbe la quadra, ma finché la politica, uno da una parte, uno dall'altra, continua a litigare, continua a decidere sopra le teste di persone che invece potrebbero dare il là finalmente a questa uscita pubblica di quello che si deve realmente fare e dove forse andremo. Ad esempio il giornale Il Piave dove lei è direttore dovrebbe fare anche questo, portarlo nelle scuole, invitare anche i ragazzi a capire di cosa stiamo parlando. Io sono sicura che la maggioranza delle persone non sa cos'è un bacino di laminazione. Penso, non per vantarmi, ma di essere una delle poche trasmissioni dove veramente si parla a fondo, che addetti ai lavori, favorevoli, contrari su questi bacini di laminazione, con le immagini, con i video. Cosa dice, direttore? No, sono assolutamente d'accordo anche su quello che è l'argomento sulla politica. La politica, che è uno strumento imprescindibile, però a volte veramente fa dei danni o limita. Quando vediamo dei sindaci che vivono solo di consenso, cioè mettono il consenso prima di tutto e vanno magari ad ostacolare opere che hanno un interesse maggiore per paura di perdere 4 voti nel proprio comune, questo non va assolutamente più bene. Cioè, un sindaco deve saper fare un passo indietro quando l'interesse è generale e si esce da una sfera che è prettamente comunale. Cioè, l'esempio riferito ai comuni rivieraschi della parte alta, diciamo, del nostro territorio, sto parlando di questo, insomma, non è ammissibile. Forse speravamo che si potesse fare qualcosa di più in tempi più veloci, anche perché abbiamo un consiglio regionale, quello attuale, uscente, possiamo chiamarlo ormai perché siamo sotto elezioni, che ha una maggioranza granitica. Il prossimo non avrà la stessa maggioranza perché sarà più corale, più ampio come politica, sì, diciamo. Non sappiamo ancora oggi chi sarà, diciamo, il candidato, se sarà Lega, se sarà Fratelli d'Italia, se sarà Forza Italia, ma sicuramente il Consiglio regionale sarà più variegato. E quindi forse è stata persa un'opportunità, anche se poi, parlando in termini proprio espliciti, anche la stessa Lega, che ha una maggioranza unica, un monoblocco, ha poi alcuni di questi sindaci, quindi poi magari i conti si fanno all'interno. Quindi la politica veramente, se da una parte è utile, dall'altra anche limita molto, e bisognerebbe veramente andare anche oltre la politica. Una comunicazione diversa. Assolutamente. Sentiamo sì. cosa dice Dio ti salvi Perin, vedo che hai anche qualcosa, che hai scritto delle cose, prego. Sì, volevo parlare un po' anche di altre strade, come il Piave è appunto una strada dell'acqua che scarica l'acqua dal Cadore e quant'altro, dove nasce e parte e arriva al mare. Questa è la strada che deve essere manutentata, ma volevo allargare anche il discorso del giro sul quanto riguarda per il problema intrinseco che mi assilla per come si potrà far arrivare milioni di persone a Cortina per appunto le Olimpiadi. E io ho una storia molto importante, volevo leggerla così velocemente, senza così andare appunto a braccia. Allora aspetta un secondo solo, perché abbiamo Antonio da Padova collegato, poi leggiamo questa lettera che ha scritto Dio ti salvi Perin. Ciao Antonio, ben arrivato, come stai? Buongiorno Mirella, buongiorno anche agli ospiti e bentornati. Grazie.
è un piacere di sentirvi, perché tutti i giorni vi stavo sempre cercando, ma vedevo sempre programmi rifatti e finalmente abbiamo la possibilità di aggiornarsi. Come dico, come posso dire, tanti problemi ambientali si vedono, ma c'è un grosso problema in Italia: non c'è amore del nostro paese. Noi vediamo la politica che si parla tanto di Washington, dell'Ucraina, del Medio Oriente, e soldi di qua, soldi di là, e anche per gli armamenti. Perché l'Italia può essere attaccata da nord, da sud, da est, da ovest e anche da sto baio di balle, Dio santo, e tutti i soldi vanno in armamenti. Ma questi, diciamo, le nostre istituzioni hanno amore dell'Italia? No, neanche un po'. Loro pensano a Bruxelles, a Washington, i giri sempre quelli, ma non si parla mai dei problemi qua, dell'indranaggio del territorio, le alluvioni qui là. Ci sono paesi ancora sotto le macerie, c'è Amatrice che è ancora sotto le macerie, ma dico io, ma chi è che ha amore per l'Italia? Nessuno. Tu voti destra, sinistra, non c'è nessuno che fa gli interessi degli italiani. Sono tutti belli a farsi vedere da Washington. Ma scherzi, è Washington che comanda il mondo, che comanda l'Italia, è Washington. Tu devi avere le benevolenze dagli USA, non puoi fare gli interessi italiani, no, tu devi fare gli interessi della NATO e degli USA. E sto notando, lo noto adesso, tutti i giorni si vedono, perché le trasmissioni telegiornali sono sempre quelle: Trump, Washington, Ucraina, Trump, Washington, Ucraina. L'Italia, ma che vada a farsi friggere l'Italia. Buongiorno e grazie. Grazie caro Antonio, invece noi abbiamo iniziato questa trasmissione sia ieri che oggi con temi importanti. Oggi questo fiume Piave, le nostre tradizioni e la nostra storia. Prego, Dio ti salvi. Sì, è emblematico quello che ha detto adesso il Signore, quindi sulle guerre eccetera, sono d'accordo. Vorrei ricordare che la Fondazione Cortina 2021 per i mondiali di sci alpino costituisce nel 2015 presidente Fisi Flavio Rota, al congresso di Cancun decretava Riccardo Donadon alla guida. L'amico Riccardo della scuola ICFAR, che nel 2016, sapendo delle mie collezioni storiche di treni e altro, mi incaricava di realizzare un museo stabile fin alle Olimpiadi su vagoni ferroviarie da installare nell'ex stazione tranviaria di Cortina. Mi attivai trovando treni elettrici con carrozze simili presso le ferrovie appunto trentine. Poi il tutto nel 2017 si fermò perché Riccardo, pur avendo progetti ambiziosi, diede le dimissioni. Evidentemente qualcuno gli ha messo il bastone fra le ruote. Posso dire che è stata un'esperienza indimenticabile per capire i vari problemi che ci saremmo trovati più avanti, sia per la viabilità stradale e ferroviaria. Per portare milioni di persone in breve tempo sulle piste di sci mondiali, i trentini bolzanini avevano già un progetto di arrivare a Cortina con treni veloci tipo metropolitana, derivando da Dobbiaco. Avete capito? Quindi dopo sicuramente la Regione Veneto non andava bene che arrivasse dall'altra parte. Ci assicurano articoli come questo ultimo nella Tribuna dal titolo: dal 14 settembre al 13 dicembre in montagna si viaggerà con i bus sostitutivi, lavori per 21 milioni di euro. Ecco, vedete, questo è l'articolo della Tribuna, quindi fatevi un punto di domanda di capire cosa succederà
quando arriveranno queste persone? Come faranno chi arriva in aereo da Venezia, che scende e deve trovare un bus o deve trovare un taxi per andare a Cortina, e dopo cosa fa quando sale sul treno? Arriva a questi treni appunto lenti e arriva a Calalzo, dopo smonta giù a Calalzo, cosa va nel taxi, monta su nell'autobus, sarà un caos pazzesco, quindi anche sulla viabilità e quant'altro. Quindi signori miei, pensateci su. Zaia è bravo, ha fatto tante cose, però queste cose qui dobbiamo capirle che c'è qualcosa che non va. È lo stesso sul discorso delle frane, questa che è sull'Alemagna e quant'altro, lì dovevano provvedere per tempo a mettere dei tubi tipo tunneling per passare sotto, di fare come la lava, di incanalare questa acqua e fango e sassi che scende dalla montagna e farla passare sotto l'Alemagna, che scaricasse nel fiume sotto, oppure un cavalcavia sulla strada in acciaio o in cemento. Ma adesso cosa facciamo se arriva una frana? Allora io saluto, finalmente si è collegato il dottor Maurizio Fiasco, consulente della Fondazione Anti-Usura, dove nota difficoltà economiche nelle famiglie e problemi di debiti. Buongiorno dottor Fiasco, grazie di essere qui. Purtroppo il traffico di Roma mi ha fatto un brutto scherzo. Ma non c'è problema, dottor Fiasco. Piuttosto scioccante. Senta dottor Fiasco, cosa ne pensa di queste situazioni, io direi molto imbarazzanti, che stiamo discutendo questa mattina? Abbiamo il problema delle famiglie con figli diversamente agili, come li chiamo io, perché io odio la parola disabilità, non la voglio sentire, mi piace chiamarli così, persone fantastiche, favolose, che sanno lavorare ma non vengono assunte. Un problema per le famiglie gestire queste persone, non c'è veramente una risposta adeguata ai loro bisogni di vivere la quotidianità. Non ci sono mai soldi per queste cose, le famiglie stentano veramente ad arrivare a fine dei mesi. Io ho un banco solidale dal 2010, ne so qualcosa, non arrivano i barboni ai banchi solidali, arrivano famiglie che anche lavorando, anche con 2 stipendi, non ce la fanno più. C'è il problema dell'usura, nella disperazione nessuno ti dà niente, dove vai? Vai dall'usuraio, non c'è niente da fare, hai bisogno immediato di soldi, però vediamo le banche che si comprano tra di loro, che girano miliardi, che sono i nostri soldi, come fossero caramelle, nell'assoluta disinformazione che noi abbiamo. Cosa sta succedendo e cosa vede lei, dottor Fiasco, del suo importante osservatorio? Sta succedendo che si cumulano diversi fattori. Il primo lo accennava lei, il peso sui bilanci delle famiglie della riduzione di copertura di spese sociali, di spese per l'assistenza. Le famiglie, per fortuna la vita media si allunga, ma questo comporta che con patologie croniche le famiglie debbano fare i conti. Il fatto che la vita si allunga è un dato sicuramente molto positivo, e quello che dovrebbe allungarsi è anche l'impegno e la copertura di sicurezza sociale, di assistenza di vario genere. Lei faceva riferimento alle famiglie che hanno un problema serio di assistenza continuativa tutti i giorni a una persona che sta male e ha problemi di motricità, problemi cognitivi, oppure anche patologie croniche tipo renale o nefrologico, eccetera, eccetera. Allora, questo è sicuramente un aggravio che nel corso degli ultimi 5-6 anni è aumentato e pesa sui bilanci delle famiglie, perché nel frattempo la voce entrate non si è allargata, è rimasta la stessa, anzi l'altro effetto cumulativo è dato dall'inflazione. Noi venivamo fino al 2022 da quasi un decennio di inflazione prossima allo zero e anche di tassi di interesse molto bassi, per cui si sono fatti dei progetti familiari, l'acquisto dell'abitazione o anche acquisto di beni di consumo durevoli, e, insomma, per non parlare delle piccole imprese che avevano
piccole imprese che coincidono con le famiglie in molti casi, che avevano fatto conto sulla possibilità di fronteggiare un panorama stabile, cioè tassi di interesse quantunque contratti di tipo variabile, ma insomma molto bassi e inflazione bassa. Nel 2022 sono ritornati due mostri, il mostro dell'inflazione e il mostro dei tassi di interesse. Adesso l'inflazione si è un po' attenuata, i tassi di interesse si sono attenuati, ma lo sbilancio accumulato dalle famiglie in un biennio, per non dire di 3 anni, comporta un fardello che, se anche diciamo una situazione di equilibrio virtualmente si potrebbe ripristinare, in realtà ciò non avviene. Arrivo a concludere: debiti a lungo termine, l'abitazione, beni di consumo durevoli, beni per fronteggiare investimenti o spese per fronteggiare l'attività economica dove la piccola impresa coincide con il patrimonio e con la gestione familiare. Ecco, tutto questo, diciamo, è una sofferenza per le famiglie da una parte, per le famiglie, per le piccole imprese, ma dall'altra parte è anche qualcosa che frena la ripresa economica. Cioè, voglio dire, aiutare le famiglie e le piccole imprese in difficoltà non è solo, e già è tanto, un dovere di solidarietà sociale scritto nella nostra Costituzione, ma è anche un interesse, è un fattore che permette il rilancio dell'economia. L'indebitamento delle famiglie e delle imprese è un fattore di recessione economica e infatti siamo a un tasso di crescita dello 0,7. Allora, a questo punto tiriamo le somme, c'è un'equazione da fare: l'inflazione allo 0,7, diciamo la crescita allo 0,7, diciamo, è un più. Il meno è il 2% di inflazione, il meno è l'aumento dei tassi di interesse, quindi redditi diminuiti, valore dei patrimoni familiari più basso, e quindi 2 milioni di famiglie, per arrivare proprio brutalmente alle conclusioni, che si trovano in condizione tecnica di sovraindebitamento. Si Molto può fare chiaro, qualcosa? dottor Fiasco. Certo che si Mi può scusi, fare la interrompo un qualcosa. secondo perché abbiamo la nostra Paola da Padova in linea, poi continuiamo naturalmente. Vorrei sentire anche l'imprenditore cosa ne pensa di quello che ha detto da Roma il dottor Fiasco, che è un addetto ai lavori. Ecco, a me piace avere gli addetti ai lavori con numeri certi. Ciao Paola. Sono Sandra Mirella. Ah, Sandra, mi hanno detto Paola, vai. Vabbè, no, non c'è problema. Io intanto saluto gli ospiti e devo dire che è sempre interessante. Mi sono collegata 20 minuti fa, dunque ho ascoltato una parte. Io dico solo, come ha detto adesso il dottore in collegamento, che il sociale sono talmente esigue i soldi che danno esigui che non ce la fanno. Il sociale dovrebbe essere la prima cosa da dare, sia a chi ha problemi in famiglia, chi non ce la fa, chi questo, chi quell'altro. Cioè, ci sono degli anziani che non possono muoversi e hanno l'assistente sociale che va una volta alla settimana. Io ho una mia amica che il comune di Padova manda una signora in macchina a portarla in piazza, in centro, a fare la spesa alle 8:30, alle 10. Ma come? La signora anziana che magari dorme poco, cioè non c'è proprio collaborazione. E ha ragione il signor Antonio che ha chiamato prima, che lo sento sempre. Io te l'ho già accennato. Allora parlano, una settimana che parlano di Pippo Baudo, della Ricciarelli, di questo. Allora, nessuno toglie che Pippo Baudo è una storia della televisione, ma ormai è passato, non aveva 60 anni, ne aveva 90. Allora io dico, per carità, ognuno ha dato il suo nello spettacolo, nella politica, però non stiamo tanto santificare e ha ragione, Ucraina, armi, è tutto quello che tanti, e ci sono i terremotati, ha ragione, ancora tanti sulle baracche. Allora io mi chiedo,
come ha detto lui, nessuno vuole bene all'Italia, nessuno. E io ho visto tanta solidarietà, perché la vedo tutti i giorni, non solo a Mirella, ma anche a Padova, i ragazzi giovani, la persona anziana che va a prendere, a far attraversare la strada adesso che cominciano le scuole, che magari in pensione è sempre un aiuto. Ci sono, solo che sembra una cosa scontata, cioè non è una cosa che dovrebbero fare le istituzioni. E poi io sono contraria alla guerra, basta dare denaro. Chiarissima Sandra, scusami se ti interrompo, ma come vedi si è collegato da poco anche il dottor Fiasco da Roma, è importante sentire anche quello che pensa. Ecco, sono dei numeri importanti che fanno riflettere su questo paese, dove sta andando, dove arriverà. Come imprenditore, Dio ti salvi, come commenti le parole che ha detto il dottor Fiasco e anche Sandra? Parole sante sono queste qua, però la politica ti gira alle spalle, non c'è niente da fare, vediamo su tante cose, non sto qui a ripetermi perché c'è veramente tutta una sequenza di cose. Io direi che il direttore qui bis che gestisce un giornale importante come il Piave, lui abbia meglio il termometro della situazione. Termometro della situazione anche a livello economico, perché appunto anche questo giornale ha un costo economico. Ecco, per fortuna ci sono imprenditori che credono, che portano avanti, e poi alla fine è sempre una questione di soldi, che se ne hai riesci a fare le cose, però l'importante è fare anche le cose che servono al nostro paese, e il Piave è una di queste storie, come altri fiumi, prego, il territorio praticamente. Sì, sentivo parlare appunto del sociale, purtroppo la situazione economica delle famiglie in generale riflette un po' quella del paese, no? Quindi un paese che fa fatica è un paese che fa fatica anche ad aiutare. Noi abbiamo molta solidarietà, a volte i comuni stessi si appoggiano alla solidarietà delle associazioni, delle persone, però i mezzi sono molto molto limitati. Allora andiamo a vedere anche il secondo video che ha portato Dio ti salvi Perin, vediamo se riusciamo a mandarlo, sempre l'alluvione del 66, ecco, manutenzione degli argini, e poi commentiamo. Nel 50° anniversario dell'alluvione del 4/11/1966, il comune di Ponte di Piave ha prodotto una pubblicazione con l'archivio fotografico di Aldo Cenedese, e questa tragedia che ha lasciato per lungo tempo in ginocchio le nostre genti. Oggi chi potrebbe coprire i danni di una futura alluvione, di una piena? Sarebbe una tremenda e immane. Qui vediamo in questa fotografia gran parte aziende agricole, quindi animali, campagne, eccetera, ma oggi sarebbe le industrie nostre qui, il fiore del nord-est, che andrebbe sotto acqua. A pagina 82 del libro leggiamo il sacrificio di Eros Perinotto, che era un bersagliere, e scrive: nel 1966, a causa dell'alluvione lungo il corso del Piave vi furono 27 vittime. Ecco, nell'alluvione del Veneto sono state centinaia, ma qui sul Piave 27 e migliaia di capi di bestiame e quant'altro. Ci troviamo nelle grave del Piave a Vidor, a poche centinaia di metri dall'abbazia, che intanto ne sentite parlare appunto sui giornali, e qui, come vedete, abbiamo due piante incastrate, due grosse piante con le ceppaie, che incastrate così misurano la bellezza di quasi 50 metri. Cosa succederebbe se si parano contro i ponti quando arrivano migliaia e migliaia di piante che sono fuori legge per il letto di un fiume e che vengono forse da qualcuno che vogliono salvaguardarle? Ci sono delle leggi, nell'aglio dei fiumi non ci devono essere piante. Questa è la dimostrazione che bisogna aver cura del proprio fiume e quindi iniziare al più presto i lavori di manutenzione, rettifica del fiume,
ma non a macchia di leopardo. Adesso per esempio stiamo partendo a breve, penso, il Genio Civile di Treviso ha progettato la realizzazione di rinforzare l'argine di Colfosco, l'argine sinistro canonico, che sono fatti con pietre scolpite in murazzi della Serenissima Repubblica del 1500, che adesso sono invasi da vegetazione che li sta scardinando. Quindi sarà una pulizia generale di questa arginatura, ci sarà appunto l'argine rinforzato, rialzato, e in più l'alveo rettificato, perché lì dentro a monte della Traversa di Nervesa c'è anche un bacino che prende l'acqua per il consorzio di bonifica Destra Piave, e quindi quel bacino là verrà pulito, dove la gente del posto di Colfosco o di Nervesa potrà vedere appunto questo bacino con i pesci oppure con l'arrivo degli aironi cenerini e quant'altro. Quindi questo è un appello che vogliamo rivolgere urgentemente per la rettifica del fiume su tutta l'asta. Naturalmente servono i finanziamenti per fare queste opere, ci auguriamo al più presto che questi lavori vengano portati avanti. Allora, dottor Fiasco, spero che lei rimanga collegato anche nella terza parte, se riesce, visto che si è collegato in ritardo, non so se ha impegni, poi si metterà d'accordo con la regia. Ma la mia domanda è questa. Sì, si parla di ricostruzione, ma bisogna stare attenti, perché poi nella ricostruzione si parla di usura, si parla di appalti, anche tra virgolette, appalti truccati, appalti con le mafie. Ma quando noi saremo al sicuro in questo paese, visto che abbiamo 3 mafie, l'usura non ne parliamo, sembrava una cosa da non parlare, ma ve la vediamo, ce l'abbiamo anche qui noi, non è che sia una cosa così difficile. E le famiglie dove possono andare quando sono nella disperazione? Le piccole imprese, perché per loro non ci sono mai soldi, non ci sono soldi per la ricostruzione, non ci sono soldi per l'aiuto alle piccole e medie imprese. Guardate, gli artigiani sono quasi del tutto spariti, ma volutamente dico io, perché c'erano le multinazionali che premevano. Le famiglie come ce la fanno? Ma come si fa a vivere con 2 stipendi, con 2.200 euro al mese, quando un mutuo, un affitto costa 600 euro, e la vita attuale, la vita quotidiana di tutti i giorni? Come lei vede il futuro dell'Italia? Perché non mi sembra che ci sia la volontà di alzare gli stipendi, le pensioni, di dare ossigeno alle piccole attività. Prego. Voce, microfono, sì. Dottor Fiasco. E mi collego anche a quello che ho sentito adesso sul Piave. Una grande economista, premio Nobel, Elinor Ostrom, parlò di tragedia dei beni comuni. Cosa si intende? Si intende che i beni comuni sono quello che ci permette di vivere, e tra questi anche come bene comune c'è la salute delle famiglie, la salute non solo fisica ma anche relazionale, anche economica, e il fatto della velocità di andare a un'appropriazione. Cioè dobbiamo convergere su un concetto che è quello del bene comune, perché il bene comune ci consente di vedere che l'aiuto sociale alle famiglie in difficoltà ha un ritorno anche per lo sviluppo. Il bene comune ci consente di vedere che tassi di interesse accettabili e l'inclusione finanziaria delle famiglie ha un ritorno nel senso di stimolo allo sviluppo economico e quindi all'aumento del benessere. Bene comune come rispetto dell'ambiente ha anche un valore economico, cioè noi dobbiamo capovolgere la narrazione. La narrazione è che tutte queste cose sono dei soli costi. Il costo per mettere a norma gli argini, il costo per custodire il fiume Adige, il costo per dare l'assistenza sociale, la sicurezza sociale alle famiglie, il costo per ridurre, diciamo, il tasso di interesse e consentire alle piccole imprese di accedere al credito e quindi di puntare al futuro. Lo immaginiamo, ci viene tutto questo raccontato come una valanga di costi. In realtà sono condizioni per la crescita. La famiglia
che riesce a far quadrare i bilanci è una famiglia che va in controtendenza rispetto alla caduta della domanda, perché siamo invasi da turisti e non vediamo che invece la domanda interna di beni e di servizi, cioè quello che le famiglie in soldoni acquistano realmente per le loro esigenze, per i loro consumi, è in caduta libera. I consumi della domanda interna sono bassi e solo il fatto che c'è questo sovrappiù dovuto dal turismo non ce lo fa vedere, ma questa situazione non può durare a lungo, cioè la stagnazione fino alla, perché 0,7% di aumento del PIL sull'anno precedente è ridicolo, non compensa un terzo dell'inflazione, quindi diciamola francamente è più di una stagnazione, è una vera e propria recessione. Allora il rilancio della spesa sociale, il rilancio degli investimenti per l'ambiente, la calmierazione dei tassi di interesse sono tutti fattori di equità, di giustizia, di benessere, ma sono tutti fattori di sviluppo. Sono tutti fattori anticiclici. Dottor Fiasco, vedremo se qualcuno capisce, perché vede adesso per la prima volta, e ve lo dico a voi a casa, avete il coltello dalla parte del manico, perché ricordatevi che queste persone che voi avete votato, avete visto, si ripresentano. La domanda che voi dovete farvi: ma questa persona per me cosa ha fatto? Cosa mi ha dato? Perché il vostro voto, che non vi rispondono, non vi salutano, non vi guardano, è il voto che vi ha fatto salire su quelle poltrone. Allora voi dovete chiedervi: chi è questa persona che vuole essere votata? Io voglio capire chi è. Guardate che avete un'arma che è incredibile, che è l'arma del voto. Dovete usarla bene, perché le informazioni le avete. Poi non venite a piangervi addosso e dite povero me. No, povero te, se te la sei voluta te la godi. Allora capite bene l'importanza di ascoltare le persone che io ospito. Adesso abbiamo, prima di salutare gli ospiti, il nostro Ivan da Belluno. Ciao Ivan. Ivan? Non lo sento, stamattina vado male col... Mi senti? Adesso sì, vai Ivan. Ah, perfetto, ok. Ciao, grazie della tua trasmissione, grazie ai tuoi ospiti, questi e tutti quelli che hai sempre. Sei veramente brava con la tua trasmissione. No, io non volevo dire niente in più di quello che hai detto tu adesso. Cioè, noi abbiamo tanti politici, abbiamo migliaia di politici, ma noi siamo 50 milioni di persone. Ora togliamo i piccolini, togliamo per carità gli ammalati, togliamo le persone un po' più anziane, togliamo quello che vogliamo, restiamo sempre decine di milioni di persone. Ora, siamo o non siamo in grado di prendere queste persone che non ci stanno gestendo, e non sto facendo una questione politica di destra o di sinistra o di centro, ma guardo i risultati finali, quelli che sono quelli che non cambiano mai assolutamente nulla, né in meglio, addirittura anche non in peggio, il che è meglio che non cambino in peggio, però sostanzialmente vuol dire che siamo fermi da una parte e anche dall'altra. Per cui ci vogliamo mettere un po' tutti insieme, tutti noi, e fare come si faceva una volta? Una volta si andava a pulire le strade quando c'era bisogno, ed era il signore della famiglia vicina, poi l'altro dalla famiglia dopo, eccetera, eccetera. E quando il personaggio, che non mi ricordo il nome, che ha fatto il presidente, che ha fatto un bellissimo discorso sul Piave, abbiamo un Piave che è impressionante, con tutta l'acqua che arriva, eccetera, eccetera, e non è pulito. Dovesse succedere ancora qualcosa di grave, sono problemi grossi. Noi parliamo da Belluno che l'acqua corre, ma quest'acqua da qualche parte arriva, in qualche posto arriva, ma al di là di questo ci sono tantissimi altri problemi altrettanto importanti, e continuiamo sempre a dire: ci vogliono i soldi. Grazie, io devo chiudere perché non ce la faccio, ho altri ospiti in attesa. Grazie della telefonata, saluto anche Belluno, lo so che siete in tanti, ci guardate non solo nel Triveneto ma anche oltre, a Mantova, anche oltre. Vi saluto veramente tutti, saluto veramente i miei ospiti, saluto Dio ti salvi. Perin, come vuoi salutarci Dio ti salvi? Cosa puoi far vedere?
volere? Volevo invitare tutti voi a questa importante celebrazione che facciamo al monumento, che è il secondo più grande d'Europa, al beato Marco d'Aviano, questo è salvato nella battaglia di Vienna, praticamente alleato all'esercito veneto e dell'Europa, ha sconfitto i turchi, quindi ha salvato appunto Vienna. Ecco, noi abbiamo fatto un grande monumento che è il secondo dopo quello di Vienna davanti ai Cappuccini, e qui col direttore Bis domenica vi invitiamo tutti a una Santa Messa davanti al monumento. Siamo alla frazione Vallonto di Fontanelle, ci sarà il sindaco, il vice sindaco e il parroco, e pregheremo per un'Europa migliore. Grazie, veramente grazie, Dio ti salvi, Perin, imprenditore 2000. Bin, come ci lascia? Vediamo anche il giornale Il Piave, questo giornale che molte volte lo trovate gratuitamente anche in posti molto importanti. Prego. Sì, abbiamo fatto un'apertura in un argomento, torniamo nell'ambito dell'istruzione, serve un'università del lavoro, quindi parlavamo della carenza di maestranze, quindi l'idea è quella di creare un percorso post diploma che possa sopperire alla situazione di scarso interesse che oggi c'è nei confronti degli istituti professionali. Quindi un ragazzo può anche diplomarsi al liceo, ma con quest'idea qui poi può imparare un lavoro dopo il diploma. Grazie al direttore Alessandro Biz, direttore del Piave, questo giornale importante con le radici nel territorio. Grazie ancora ai miei ospiti e spero che il dottor Fiasco rimanga con noi. Pubblicità. Ringrazio veramente la professoressa Paola Manzà, un'insegnante che sta cercando anche di dare una svolta a una scuola, una didattica diversa. I ragazzi vogliono una scuola diversa, vogliono partecipare di più, essere più intrigati, più ascoltati, collaborare assieme. Abbiamo visto anche prese di posizione molto forti. Adesso c'è il divieto di usare il cellulare nelle classi, vedremo se tutti lo faranno, se non lo faranno, chi in parte, chi come. Allora Paola Manzan, cosa ci racconti? Come è iniziata, come inizierà questa scuola? Prego. Sì, stiamo iniziando in questi giorni, insomma noi iniziamo la prossima settimana, ci siamo presi un po' più con tranquillità, ma abbiamo finito anche un po' dopo, quindi con gli esami e tutto ci stava di iniziare qualche giorno dopo rispetto alla scuola pubblica. Sento i ragazzi, quelli che ci hanno lasciato, che stanno iniziando un nuovo percorso, che erano molto agitati, li ho sentiti tutti ieri sera, perché comunque sì, hanno lasciato una strada e sai com'è, se ne inizia un'altra e non si sa mai come potrà essere, anche perché erano, diciamo, abituati a un ambiente un po' così più dedicato, chiamiamolo così. Adesso tornano in pubblica, per cui le cose sono un po' diverse, giustamente i numeri sono diversi e ovviamente sarà da abituarsi. Tornando al discorso che hai fatto, appunto, non è una novità, le scuole ho visto che ultimamente stanno cercando tutte di allinearsi su questo divieto di utilizzo dei cellulari in classe, perché effettivamente, come dicevamo prima, Mirella, è diventato un problema, cioè quello che doveva essere un supporto per tutti noi, ma anche per i ragazzi, sta diventando un problema. Nella circolare che è uscita qualche giorno fa proprio al Planck, l'Istituto Planck qui di Treviso, ha fatto appunto... È un istituto anche molto importante, con dei numeri incredibili. Vabbè, assolutamente, e poi sì, veramente un istituto, permettetemi di dire serio, non perché gli altri non lo siano, però insomma c'è da studiare, c'è da fare, quindi non... però appunto hanno messo questo nuovo regolamento per cui è fatto divieto dell'utilizzo del cellulare sempre, quindi i ragazzi anche se lo arrivano devono tenerlo spento nello zaino, non possono accenderlo durante la ricreazione. Sicuramente andranno in crisi, perché io li conosco i ragazzi, sono in crisi anche da noi. Quando abbiamo tolto i cellulari l'anno scorso, i primi giorni sono stati veramente difficili, però devono capire che, come dice anche la circolare stessa del Planck, è per il benessere
dei ragazzi, si usa proprio questo termine, benessere, e per aumentare la concentrazione. Questa è la dicitura che c'è nella circolare. Oltre a questo verranno promosse, leggevo, noi l'abbiamo già fatto, continueremo anche quest'anno, sempre noi battiamo continuamente su questa cosa, tutte quelle attività che possono spiegare ai ragazzi stessi le problematiche connesse al cellulare, all'utilizzo eccessivo di questi mezzi, e anche insegnare ad utilizzarli, perché quello che vediamo costantemente è che ne è fatto un uso, dicevi tu prima, anche al mare, in spiaggia non si va più a fare il bagno, si sta col cellulare, ci si fa i selfie, si fanno i TikTok, si guardano gli short piuttosto che, no, tutte quelle cose, e quello che c'è intorno non mi interessa più. E questo è un problema gravissimo, perché li vediamo, fai scrivere oggi un tema a un ragazzo, non riesce più a scrivere perché la fantasia è sparita completamente. Dottor Fiasco, questi costi anche con la scuola che devono veramente iniziare a fare i conti le famiglie, questi testi che cambiano in continuazione, io non so, io sono anni che lo diciamo che non si può continuare così, l'insegnante deve fare l'insegnante, il testo io non penso che siano sempre sbagliati, ma soprattutto i costi che le famiglie purtroppo con gli stipendi che abbiamo sentito non riescono, non ce la fanno veramente. Io ho distribuito, grazie a questa grande famiglia, dottor Fiasco, che ho questo banco solidale, già da 2 mercoledì abbiamo dato gli zaini, abbiamo dato i quaderni, le penne, abbiamo dato tutto quello che può servire per iniziare la scuola, e devo dire che queste mamme e questi genitori che vengono erano veramente contenti. Dice: Mirella, tu non hai idea anche lo zaino quanto importante è. Ma dottor Fiasco, ma si rendono conto che non possiamo più andare avanti con questi soldi che arrivano con gli stipendi? Proprio è una cosa inaudita, è una cosa, le pensioni bassissime, gli anziani che non riescono più a curarsi, mi dicono o mangiamo, ci curiamo, paghiamo la bolletta. Ma chi è che pensa a noi, alle famiglie? Voi, dottor Fiasco, con dei numeri importanti che state dando, questi ragazzi che sentono il disagio che c'è all'interno della famiglia e poi lo vivono anche a scuola, non c'è niente da fare. Prego, dottor Fiasco. Allora, ci sono i dati oggettivi e lei li ha esposti, ma ci sono anche delle convinzioni soggettive. Allora, è chiaro che va contenuto il più possibile il costo dell'istruzione per le famiglie, quindi edizioni che variano di poco, poi oggi con la digitalizzazione il problema è una metodologia che consenta di utilizzare tutte le fonti, non solo quelle cartacee o quelle narrative di un tempo, però diciamo attribuire nel budget familiare una posta anche importante ai costi per l'istruzione non è solo sopportare un onere, ma anche stabilire una priorità. Stabilire una priorità rispetto ad altre priorità. Lei prima si faceva cenno agli strumenti digitali, i cellulari e altre spese di questo genere. Detto questo, il problema del bilancio delle famiglie è un problema molto serio che va affrontato istituzionalmente, con l'educazione certamente, con la solidarietà, ma va messo come grande priorità per il Paese, perché sembra una microdimensione, una dimensione piccola, una dimensione di cui ci appaiono alcuni aspetti, il disagio, il fatto che non si arriva a fine mese o non si arriva a fine settimana, eccetera, eccetera, sono tutte cose vere, ma l'equilibrio di bilancio delle famiglie è una questione di interesse pubblico, non è soltanto una questione che interessa la famiglia in senso stretto, interessa certamente la famiglia perché il benessere della famiglia è al primo posto, va collocato al primo posto, ma è un grande interesse pubblico. Non, ripeto, insisto, non come costo puro, ma come una spesa ad alto ritorno per la crescita dell'economia italiana e quindi per il riequilibrio generale della congiuntura economico-finanziaria del Paese. E questo è il punto vero, è che
è come viene inquadrato il problema, come viene inquadrato dal punto di vista istituzionale, perché acquisire da parte della classe politica una competenza sui temi della condizione delle famiglie è necessaria per un New Deal, per un nuovo corso, per invertire la rotta, per andare verso lo sviluppo. E purtroppo qui abbiamo ancora un balbettio, abbiamo frasi retoriche che vengono dette, si pensa che con uno slogan e con una frase fatta ripetuta a pappagallo di tacitare il disagio e il malcontento che invece cova e cresce nelle famiglie. Abbiamo Lino da Mantova, poi continuiamo. Vai Lino, ciao, bentornato. Grazie, ciao Mirella, anche a voi e a tutti gli ospiti, saluti. Volevo dirvi una cosa solo. Secondo me, parlatesi della scuola e i telefonini non devono funzionare nei momenti della lezione, buone cose ha fatto la destra. E poi voglio dire una cosa, però non parlate di un'ora di religione come quando andavo a scuola io, a settimana. Siamo stati musulmani, ma facciamo quella cristiana. Un'ora di religione a settimana veniva il prete, in tutte le aule. E poi il rispetto, accennavi anche la donna, rispetto della donna. La donna è uguale dell'uomo, non c'è nessuna differenza, ma bisogna partire con la piantina piccola a mettere in una testa. Non voglio dire altro, vi ringrazio, non voglio aggiungere altro per farvi perdere tempo. Tanti saluti, Mirella, a tutti voi. Grazie Carolino, salutiamo anche Mantova, come vedete chiamano dappertutto. Adesso andiamo a vedere anche questo video domani che ha portato Paola Manzan, che domani lasceremo a questi ragazzi dopo quello che abbiamo visto anche questa mattina. Andiamo a vedere il video e poi lo commentiamo. Dove sei? Non lo sai che ho bisogno di te, ancora fuori da qui. Provo freddo e non mi sento sicura. Se non ci sei, mi sento sempre come se mancasse qualcosa. Perdermi poi nei dettagli della vita mi mette un po' paura. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Ehi, dove sei? Non lo sai che ho bisogno di te, ancora mai, oramai. La mia strada prende forma, devo andare da sola. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Sento freddo, ho paura, parole che abbiamo sentito, questo bellissimo Brown, questa canzone, oltre alla musica, le parole
questi ragazzi sentono freddo, i messaggi che arrivano non sono messaggi positivi, forse non li ascoltiamo abbastanza. Ad esempio la musica, noi vediamo ai concerti, loro partecipano, eppure non si fa poco anche a scuola, poca musica. Ecco, tu penso sei una delle poche che riesce a fare questo e capire l'importanza invece di arrivare a loro anche con la musica che loro amano. Lasciate perdere quello che a loro piace. Ogni età che noi abbiamo avuto le nostre aspirazioni, le nostre musiche, i nostri cantanti, non è cambiato niente, questo è un altro mondo, ma è sempre il mondo che abbiamo vissuto anche noi. Perché si ascoltano così poco? E la musica quanto importante sarebbe per far liberare le menti di questi ragazzi, gli strumenti? Prego Paola. Ma assolutamente, allora noi, come hai detto tu, insistiamo su questo e la musica purtroppo è una materia che si fa fino alla terza media in maniera anche, posso dire, non costante, e si fa, ok, va bene, storia della musica, che è importante la storia della musica, ma è necessario provare la musica, sentire che cosa tu riesci a esprimere con la musica, e questo viene sempre messo da parte, siamo sinceri. Noi cerchiamo di lavorare parecchio, ripeto, su questa cosa. Anche questa canzone che avete sentita l'abbiamo fatta con insegnanti di musica e i ragazzi stessi, cioè è stata composta da loro, ripeto, chiaro, col supporto di chi ne sa di più. Non è che un ragazzo di 13 anni può avere gli strumenti, ma bisogna darglieli e insegnare a loro come utilizzarli. E si sono veramente divertiti, ma anche, insomma, c'era questo trasporto nel fare questa cosa, è stata veramente bella, piacevole, si sono emozionati, quindi è vero, dovremo dare a loro strumenti musicali in questo senso, in questo momento, che, ripeto, forse li aiuterebbe ad esprimere quel disagio che hanno, che è evidente, e che appunto non ci comunicano, perché vorrei sempre tornare con questo cellulare che io non amo, ripeto, lo utilizzo perché per lavoro mi serve, per comunicare mi serve, ma è diventato un mondo chiuso dove loro si nascondono e non permettono neanche più a noi di conoscere le loro emozioni, i loro disagi. E questo poi comunicano tra di loro, ma poi dietro uno schermo chi non ti vede non può, cioè noi dobbiamo vederci. Se tu mi dici sono contenta, ma così sono contenta. No? Tanto è vero che qualcuno ha addirittura l'amico artificiale che è arrivato dalla Cina, ci mancava solo questo, con l'intelligenza artificiale, persone che non esistono, e loro si confrontano e dialogano con queste persone. Io penso che qualcuno deve fermare questo. Andiamo a vedere invece questo servizio prima di commentarlo col dottor Fiasco. Caro affitti, operai CNA. Andiamo a sentire. La CNA di Treviso è seriamente preoccupata per la situazione che si sta creando, per la difficoltà di reperire alloggi per i nostri lavoratori. Il caro affitti frena la mobilità dei lavoratori anche nella Marca trevigiana. Sempre più difficile trovare un alloggio a prezzi accessibili, soprattutto per chi arriva da fuori provincia in cerca di occupazione. È un fenomeno che da anni è presente nella nostra provincia, ma si sta palesando in maniera più forte anche dopo il Covid. Infatti gli affitti sono aumentati circa del 20% da dopo la pandemia. La situazione pesa in modo particolare sui dipendenti con redditi medio-bassi. Quasi metà dello stipendio netto finisce per coprire l'affitto. Il 40-44% dello stipendio va in affitto. Di conseguenza siamo poco attrattivi per la manovalanza e anche per la manodopera anche di alto livello. Non ultimi abbiamo avuto anche il problema degli insegnanti qui in provincia di Treviso, che hanno rifiutato appunto il posto proprio per il caro affitti o per la difficoltà di trovare a casa. La CNA chiede soluzioni concrete. L'obiettivo è invertire una tendenza che rischia di trasformare la casa da opportunità a barriera per chi vuole lavorare nel trevigiano. Quello che la CNA propone è quello di avere dei tavoli di concertazione sia con la provincia e sia con i comuni e con tutte le attività produttive, in maniera tale da
concertare degli affitti adeguati e soprattutto anche eventualmente agendo con una tassazione più appropriata, con l'IMU magari a scaglioni, a seconda se un immobile è dato a un residente oppure ad esempio se è dato a un fuori regione. Allora sentiamo, dottor Fiasco, come commenta questo servizio? Sono associazioni importanti, sindacali che lo commentano, prego. Così bene la situazione, ci ripropone un altro nodo tra politiche di welfare, cioè politiche sociali, e crescita economica. Qui un po' di memoria ci può soccorrere. Nel dopoguerra la questione degli alloggi fu oggetto di una grandissima operazione che fu un caso di successo, il piano Inacasa. Il piano Inacasa fu la possibilità per centinaia di migliaia di famiglie di avere un alloggio, di famiglie di lavoratori, di avere un alloggio più che decoroso, e lo strumento finanziario fu quello delle assicurazioni pubbliche, cioè appunto l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Il governo lanciò questo grande programma, questo programma si autofinanziò anche grazie alla mutualità e fu il volano dello sviluppo del famoso miracolo economico italiano. Allora, dall'agenda istituzionale il tema degli alloggi popolari, di quelle che una volta si chiamavano case popolari, adesso si chiamano edilizia residenziale pubblica, cambiando il nome la sostanza non cambia, questo tema è uscito completamente da diverse legislature dall'agenda, cioè dalle grandi priorità nazionali. Eppure è una grande priorità nazionale per le giovani coppie, per la condizione delle famiglie e anche per calmierare la spinta sciagurata alla speculazione privata sui valori immobiliari, perché la disponibilità di alloggi sociali pubblici ha l'effetto di costituire un'alternativa sul mercato che produce una riduzione, un contenimento della dinamica inflattiva dei prezzi e soprattutto dei prezzi dei canoni di affitto. Quindi torniamo al punto: una classe dirigente degna di questo nome deve avere una visione, deve avere una competenza e deve guardare lontano, deve guardare alle scelte che fa oggi per i risultati che produrranno a breve, a medio e a lungo termine. Questo della abitazione, degli alloggi, è tempo che ritorni nelle priorità che all'inizio di legislatura o a legge di bilancio che si voglia dire, che viene riformulata per il piano triennale, venga reinserito. Per una ragione di equità. Quello che noi vediamo è che anche gli amministratori, anche locali, danno molto spazio al privato, tendono a vendere quello che era un patrimonio pubblico lasciato per la comunità, diventano tutte residenze a 5 stelle, ma le famiglie, ecco, le coppie, i giovani dove vanno? Una stanza a Padova, una stanza costa 500 euro, cioè ma siamo fuori di testa, nessuno controlla più niente, ognuno fa quello che vuole e poi diciamo questi ragazzi non vogliono studiare, ma che possibilità diamo? Paola, cosa dicono i ragazzi? Poi sentiamo il dottor Fiasco, devo correre perché sono un po' in chiusura. Cosa dici? Questi affitti che non trovano anche questi studenti? È impossibile, no, ma concordo, tant'è vero che stanno puntando più sull'università online perché anche se più costosa gli costa meno che prendersi in affitto come dicevi tu, una stanza in sedi universitarie, cioè siamo arrivati a questo che anche là però sì, che è un problema dei ragazzi, delle famiglie ovviamente soprattutto, ma che ormai è diffusissimo. Io so di famiglie che volevano anche trasferirsi, parlo della nostra realtà perché volevano stare più vicine a noi, portare i ragazzi, ma non ci sono neanche immobili in affitto, cioè non ce ne sono. Dottor Fiasco, eppure io sono stata in questa gita che ho fatto qui Diversamente Giovani a Venezia
e quello che ho visto mi ha inorridito, guardi, glielo dico sinceramente. Io ho visto delle isole, ne abbiamo tantissime, con all'interno delle strutture che potrebbero veramente essere recuperate ed essere date a questi ragazzi, visto che a Venezia abbiamo le università, non a caso, visto che a Venezia dopo le 11 di sera non abbiamo neanche più un treno perché non si va e non si entra. Ecco, capisce che non c'è la volontà di pensare al prossimo futuro di questi ragazzi, delle persone. Dicono sempre che non ci sono, non hanno gli amministratori locali, non hanno le aree per costruire, ma andiamo a vedere quello che si potrebbe fare. Ma perché poi vedo ristrutturazioni nelle isolette del privato che ristruttura, che costruisce per fare l'albergo a 5 stelle, per fare gli appartamenti di lusso, per farsi l'isola per sé. Capisce che non ci sto più a sentire che non si può fare niente perché non abbiamo la possibilità di fare, e tutte queste strutture anche per le persone che arrivano, ma come non possiamo metterle in funzione? Ma cosa mi stanno raccontando nel 2025 che andiamo sulla Luna? Sto parlando solo di Venezia per non parlare di altro. Prego, dottor Fiasco, veloce, sono in chiusura. Sì, no, veloce. Io per un commento amaro, una classe dirigente che ha perso un appuntamento con la storia, perché dal dopoguerra, dal piano Marshall in poi, non si era mai avuta una disponibilità di denaro, parlo del PNRR, di questo volume impressionante, e mai lo si è utilizzato senza una visione di che cosa dovesse essere il Paese alla fine di questa crisi e con l'uso di questo denaro. È una constatazione amara. Abbiamo una classe dirigente incapace di visione, incapace di capire il Paese in cui vive e di concepire un disegno per far uscire il Paese dalla crisi e restituirgli la dignità e il futuro che merita. Non aggiungo altro. La ringrazio veramente, dottor Fiasco. Io veramente sono rimasta allibita nel vedere questo mio territorio così meraviglioso, unico nel mondo. Vengono turisti da tutto il mondo a visitarci, vedere queste isole abbandonate con questi edifici enormi, abbandonati a se stessi finché non arriverà l'americano, il coreano, il giapponese, il cinese a comprare, e allora abbiamo risolto il problema. Noi dobbiamo dire quello che vediamo, io lo faccio vedere, anzi farò un giro e vi farò vedere questi, se me lo permetteranno, chiederò al sindaco Brugnaro, visto che siamo anche amici, di permettermi di entrare in questi edifici, visto che sono anche pubblici, di vedere cosa stiamo perdendo, cosa non stiamo rivalutando, cosa potremmo ristrutturare per dare la possibilità e dignità anche a queste persone che poi alla fine delinquono, magari di andare su queste isolette. Io non penso che sia così facile poi spostarsi da queste isolette nel momento che hai terminato il lavoro, che hai terminato la tua quotidianità. Eppure, come dice lei, non c'è la visione di fare, la volontà di fare questo. Io la ringrazio veramente, dottor Fiasco, lei è di Roma, anche là ce ne sarebbero tante da dire, ecco, lei sorrise, ecco, io sono a Venezia, lei è a Roma. Pensate solo in queste due città cosa si potrebbe fare per dare respiro e dignità alle persone che vivono, che arrivano nel nostro territorio. Grazie veramente, dottor Fiasco. Arrivederci, buon lavoro. Grazie, grazie, ci sentiremo presto, dottor Fiasco. Paola, come ci saluti, veloce? Ci salutiamo sempre con la speranza, noi Mirella, di poter cambiare le cose, perché appunto la consapevolezza, come dici tu, bisogna vedere quello che c'è intorno a noi, stacchiamoci da quello che ci fanno vedere e andiamo a vedere di persona e rendiamoci conto, diventiamo consapevoli, allora con la consapevolezza forse un po' le cose possiamo cambiarle. Sei fiduciosa e i ragazzi, quello che sento io, però sono molto fiduciosi nel futuro. Devono esserlo. Sono ottimisti. Devono esserlo. Devono essere. Sì. E con queste parole io ringrazio veramente Paola Manzan, questa insegnante che sta cercando di dare una scuola diversa, con quelli che sono, ecco, il sentire di questi ragazzi, perché lei li ascolta, sa dove andare a parare, sa che la musica può essere uno strumento importante anche all'interno della scuola, perché vuol dire cultura,
lo strumento è cultura. Il rimpianto Tullio Giacomini, che ieri vi ho fatto vedere, diceva sempre: ama lo strumento che ti metto in mano, conoscilo, capiscilo, vedrai quante soddisfazioni ti darà. Con queste parole io vi saluto anche oggi, vi ringrazio tantissimo, veramente grazie, e soprattutto cerco di far arrivare a voi quello che non vedete, quello che non sentite, con persone autorevoli, preparate, e veramente questo deve farvi riflettere e ripensare a un domani per il vostro futuro voto. E adesso andiamo a vedere questo importante assegno. Questa volta andremo a Zero Branco per vedere i vostri soldi, a chi li abbiamo dati. Ciao, a domani. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Zero Branco perché dobbiamo incontrare una famiglia, e che famiglia! E siamo proprio davanti al comune di Zero Branco. Sindaco, adesso mi sua mamma e ti sia il papà, perché così, a famiglia di Grande Veneta, così. Sì, non e ora si tanto d'accordo, ma insomma. E ora sindaco, cosa fermo così potete? Beh, intanto i poteri hanno a scuola, ha diritto di vivere come tutti gli altri, nessuna discriminazione, ma più in generale, come che dicevo prima, abbiamo qua 2000 bambini, 2000 ragazzi tra bambini e sotto i 16 anni, e quindi questi che si giovani, diciamo, del futuro, ha diritto a un po' di serenità, a un po' di equilibrio, a un po' di pace nelle famiglie e nella società. Ecco, gli adulti deve in qualche modo trovare il sistema di far crescere fioi bei, sani, ma soprattutto tranquilli, equilibrati dentro. Se una famiglia sta bene, se concordi, è più facile che stai bene e che sia concordi anche con i fioi. Se una famiglia invece vive continue tensioni, di separazione, di scontri, anche i fioi ne risente, e anche i fioi sono meno sereni e quindi meno equilibrati. Ecco, che mi fa tutto possibile che un puteo abbia diritto a un futuro anche un po' migliore di questi anni qua. Tieni sto puteo, sindaco, bravo. Bravo papà. Adesso andiamo da questi due genitori. Noi ci stiamo andando da fare per cercare lavoro, prima di tutto. Lui ha fatto dei colloqui anche nei giorni scorsi. Sto cercando anche io, anche se il piccolino è piccolo perché ha solo 2 mesi, ma comunque se non trova lui, trovo io, insomma, uno dei due. Bisogna lavorare. Esatto. E questo papà è un birichino, sapete questo papà? Io posso dire la Mirella che è proprio un birichino, però si va avanti, si dà sempre una speranza per crescere anche lui. Qui sennò il papà questo diventa severo e poi non ce n'è più per nessuno. Beh, cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Niente, che comunque mi sto impegnando per trovarmi un lavoro, forse qualcosina sono riuscito con il comune di Treviso, con contratto di settimana a settimana, che intanto è qualcosa che è sempre meglio che niente proprio. E per il resto sto cercando di dare del massimo per fare qualcosa di buono. Ci crediamo, sindaco? Diamo un'altra chance? Sì, assolutamente sì. Avete sentito? Io penso che abbiamo fatto anche questa volta il nostro dovere di aiutare soprattutto i bambini. Leonardo che mi vuole un bene dell'anima, ma tutti i bambini. Gabriele che sta crescendo, ma soprattutto grazie sindaco per aver capito il mio grido di collaborazione, perché senza collaborazione non si va da nessuna parte. Io so che lei li aiuta, però questo è un ulteriore aiuto che noi diamo, perché sappiamo i problemi che ci sono, come questa famiglia ce ne sono tantissime, è vero sindaco? Sì, in tutti si fa tutto, se ognuno si tira su le mani qualcosa alla fine combiniamo.